Grazie a tutti voi, buon anno. Mirella è felice perché sono arrivati i soldi del 5 per 1000. Il 28 di dicembre sono arrivati, perciò grazie, anche quest'anno abbiamo superato i 100.000 euro, grazie a voi di questa grandissima famiglia che mi permette di fare e di sostenere, soprattutto col vostro, veramente con la vostra benzina che mettete nel mio motore, queste persone in difficoltà che sono veramente tantissimi. Avete visto le mense, avete visto, ecco, soprattutto il mondo del volontariato che anche nei periodi di festa non si ferma, aiuta chi è in difficoltà senza tanti giri o burocrazie. Lui arriva veramente e fa delle cose veramente importanti per sostenere e soprattutto per portare un po' serenità a queste persone che fanno fatica di trovare la strada giusta o hanno perso addirittura la strada, e se non ci fosse il mondo del volontariato io non so come andrebbe a finire. Intanto veramente vi auguro un 2024 speciale, perché voi siete speciali, siete delle persone che grazie anche a questa trasmissione sono riuscita veramente a mettere assieme, a fare rete, e voi mi supportate tantissimo, perciò vi auguro tutto il bene di questo mondo, perché se state bene voi sto bene anch'io e stiamo bene insieme. Vediamo con chi stiamo bene questa mattina dopo aver fatto questi ringraziamenti dovuti e doverosi a questa grande famiglia. Siamo con Andrea Saccarola, che è un sindaco che alla Mirella i sindaci piacciono tanto perché sono quelli sul territorio, quelli pronti sempre a intervenire. Andrea Saccarola, che è sindaco di Martellago, primo mandato Civica. Buongiorno sindaco, come sta?
Non la sento. Microfono, sindaco. L'ha disattivato, sindaco, deve accendere il microfono. Allora, intanto che vediamo come accendere il microfono del sindaco Saccarola, leggiamo un po' di pensierini che sono arrivati al Banco Solidale, così vediamo di fare il collegamento. Allora, colgo l'occasione facendovi gli auguri di un sereno Natale, di ringraziarvi per il vostro costante e assiduo impegno nel darci il vostro grande aiuto. Vi sono riconoscente perché molti giorni difficili senza di voi sarebbero stati difficili da superare. Auguri di tutti e anche di cuore a tutti voi, e si firma. Questo è uno, ma poi la regia mi dirà quando siamo a posto con il sindaco. Allora, buongiorno, buon Natale, grazie per quello che fate per noi. Auguri. Io voglio una bicicletta, questa c'è già prenotata per l'Epifania, perché sapete che c'è la Befana che fa i regali al Banco Solidale all'Epifania. Buon Natale a voi che rendete possibile ogni giorno, tanti auguri, che bella. Sentite cosa vuol dire essere riconoscenti? Questo è un bambino, perché l'ha scritta. Allora, con il disegno dell'Irene volevamo ringraziarvi di tutto e per tutto. E qui si firmano, grazie. Beh, basta poco a volte. Leggiamo un altro, intanto speriamo che arrivi sto collegamento. Ciao Banco Solidale, vi ringrazio per il vostro aiuto, siamo contentissimi per voi, grazie per l'aiuto. Poveretti, scrivono come possono, naturalmente. Io continuo a leggere i biglietti. Allora, gentili volontari veneti schiacciati dalla crisi, di quanto vorrete fare per... Aspetta, perché lei già qua è una tragedia. Allora, gentili volontari veneti schiacciati dalla crisi, di quanto vorrete fare per essere al vostro fianco tutti i 2 anni, giorno dopo giorno, affetto, mia famiglia con cibo, pensate, perché devono parlare e scrivere in italiano, è obbligatorio al banco, con cibo e buone parole che mi avete dato, grande aiuto a aiutarci e a curare sempre di più le nostre ferite. Questa lettera scrive una famiglia ucraina dove c'è guerra, avete capito perché si fa fatica. 2 anni sono in patria, auguro essere uniti, pace e ancora pace. Buon Natale a tutti. Ecco, perché una cosa che tengo tantissimo è che le persone che vengono al Banco Solidale, avendo dei volontari che non parlano magari le lingue, è difficile capirsi, perciò proprio è un obbligo che devono, anche se al momento non lo sanno, parlare e scrivere in italiano. Vediamo se questo sindaco si collega. Allora andiamo a vedere adesso, smettiamo un attimo gli auguri e andiamo a vedere un servizio per capire com'è andato, visto che hanno detto vietato i botti in molti comuni, invece di botti ce ne sono stati tantissimi. Andiamo a vedere cosa è successo con i botti. Incendio, petardi, Padernello, appello antibotti. Facciamo appello antibotti, servizio, poi vediamo anche i petardi a Padernello. Il virus è molto aggressivo, soprattutto quello dell'influenza, e quindi abbiamo tanta gente che arriva in pronto soccorso con febbri alte, con problemi respiratori o anche con qualche scompenso cardiaco. È un numero esagerato, per usare le parole del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, quello degli accessi al pronto soccorso del Cafoncello e agli altri ospedali della provincia che si sta registrando per Covid e influenza in queste ore. Chi non riesce a curarsi a casa, magari andando a fare la coda davanti alla farmacia di turno come è accaduto al Duomo, deve ricorrere all'ospedale. L'anno scorso, nel medesimo periodo,
noi avevamo 9 ricoveri ogni 100.000 abitanti, oggi ne abbiamo 5, quindi siamo in diminuzione. Sicuramente gli accessi al pronto soccorso sono aumentati, in questo momento al pronto soccorso di Treviso abbiamo quasi 90-100 persone, quindi numeri effettivamente elevati. La stessa cosa vale per Conegliano, Montebelluna, Castelfranco. Dove l'aumento di accessi registrato in questi giorni è nell'ordine del 25-30% rispetto al solito, e un discorso a parte meritano bambini e ragazzi. Abbiamo un incremento anche di un numero di bambini, di minori che accedono in pediatria legati soprattutto a queste sindromi influenzali o parainfluenzali. Non a caso, rispetto anche qui alla normalità, possiamo avere anche 200 accessi al giorno, cioè un numero elevatissimo di bambini. A questo quadro già complesso, con un apparato sanitario sotto stress, non è il caso di aggiungere altro peso. L'appello a festeggiamenti senza eccessi arriva sia dal direttore Benazzi che dal sindaco Mario Conte. Non mettervi in macchina, non correre, non esagerare, perché purtroppo è un attimo per perdere la vita, per arrivare in pronto soccorso con fratture, con incidenti stradali, con eccesso di alcol, eccetera. Ecco, la raccomandazione: festeggiate pure, ma ricordatevi che la vostra vita è unica ed è preziosa e quindi va preservata a prescindere dall'ultimo dell'anno. Ognuno di noi agisca in coscienza, con la testa sulle spalle, divertendosi, brindando, senza esagerare. Anche il tema dell'aver vietato i fuochi d'artificio. Credo che i nostri medici, infermieri, operatori sanitari, che ringrazio, non abbiano bisogno di un surplus di lavoro per prendersi cura anche dei distratti o degli imprudenti che si feriscono con i petardi. Allora abbiamo Rinaldo in linea, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti quando ti viva. Innanzitutto grazie a te e per quello che ti ha fatto per tutti. E il tuo vero, che adesso sì, tutti ti scrive, anche le letterine di ringraziamento, tutte robe che a ti ti fanno piacere, ancora di più, perché quello sarebbe quello che ti va in cerca a te, il tuo lavoro e la tua gratitudine che ti dà agli altri di quello che ti fanno avanti. E dopo ringraziamo anche i vigili e la questura e la gente che ha lavorato per fare una bella festa in mezzo a tutti. In ospedale, la gente che ha lavorato per gli ospedali, tutta questa gente che è qua. E cominciamo da noi, cominciamo con altro vedere il mondo, perché è successo di tutto, speriamo che ne abbia servito di lezione per tutti quanti e cominciamo sempre meglio dell'altro anno, che sarebbe ora il tempo, perché non siamo cattiva gente non è abitudine, quello che mi insegna, i poteri, non ha bisogno di niente, ha bisogno solo da crescere, e da crescere da soli, che i genitori devono stare da Dio, e va anche ne sbaglia, ma non quelle volte, con quella parola, che gli insegni della partita, devo pazienza per i fiori, una volta che aveva 9 fiori inglese, e tutti quanti dosenati storti neanche uno, pochissimi. E ora, i fiori hanno diritto di avere un'infanzia giusta, ma ne altri purtroppo ne siamo Dio a cavarne anche a quella. Allora, mi conosce le bestie, mi conosce gli animali, si vede un animale di cosa zero, una gallina, un cavallo, cosa zero, perché mi dà un contatto con la natura, con le cose. Adesso bisogna andare per le feste, bisogna diventare matti, è anche giusto, però siamo pianti in marcia. Dopo voglio una roba, in televisione vuoi insegnarmi tutto, a far da mangiare, a 100.000 persone su 100.000, 999 un insegnante qualcosa. In un inglese che non detto che dice, non datemi consigli, so sbagliare da me stesso. Basta chi impara da solo le robe, no? Ogni unga da darti ti fa una testa grande come un ballone e alla fine non capiamo più niente. Cominciamo l'anno bene, ti te vedo tranquilla, gasata, che ti parte di stati del mondo, che devo cominciare. Ti faccio tanti auguri, va bene, e ti auguro di fare un anno, di riuscire a fare robe che ti ha fatto questo anno. Va bene, che adesso con la Gilla che ti ha detto, va la cosa che ti ha combinato. E adesso uno dei programmi soddisfazione tua, perché ti si aspetta, e quello che ti devo fare ancora con la gente, accompagnare tutti. Ma non c'è bravura, è una roba che ti senti, Mirella. Se ti la senti, ti la fa.
con tutte quante le teaie che ti sappi e le porte serrae, ma ti attrappano, ti le levi tutte. Ti faccio tanti auguri, Mirella, e io. Va avanti per la tua strada, perché non ti dà paura di niente e ti sei buona a mettere a posto le robe, perché se mi fa una roba così si vergogna dopo, e loro sono costretti, ecco, brava, non so quello che ti dica. Io per 2 anni che sono così, sono contentissimo, perché guarda che mi hanno fatto tante robe nella mia vita, conosco migliaia di persone, imprenditori, signori, di tutto, va bene, perché non so, è primordiale, però qua come gli altri, che sono uni, vuoi imparare tante robe, io ho 80 anni, ho fatto di tutto, va bene, va bene così. Ti vedi che c'è sempre queste cose da imparare, anche dalle povere gente, ma hai i suoi, e la gente sola, non sei solo, perché questa trasmissione qua, tu ti vedi sempre, anche gli altri meciotti, non ti vedi nessuno, sei gli occhi e ti pensi di essere, ti darà un momento bello nella tua vita. Pensi a te e ti tieni fuori, perché da soli non siamo nati soli, e neanche non avremo da morire soli. Bisogna che qualcuno si trova carico di chi che sei soli, ma non con la bocca, col cuore, con che roba che è, perché non se ne da stelle e niente, ne vuole solo un po' di buona volontà e del cuore. Ciao Mirella, ti saluto, buon proseguimento per il tuo lavoro. Grazie caro Rinaldo, fanno piacere, sai, queste telefonate, queste parole, perché non è solo Mirella, anzi vorrei proprio ringraziare tutta la squadra di volontari che mi supporta, perché veramente senza di loro io non ce la farei, perciò non è solo Mirella, è una squadra di tante persone, anche diversamente giovani, che supportano anche queste difficoltà delle famiglie, delle persone, sempre cercando di dare loro la massima serenità. Grazie Rinaldo, grazie anche alle persone che hanno scritto i biglietti che io la mattina leggo. È tornato il sindaco Andrea Saccarola, sindaco di Martellago. Allora sindaco, finalmente ci siamo, tardi ma l'importante è partire, sindaco. Allora cosa ci racconta questo 2023? Ecco, quello che ricorda più volentieri, quello che vorrebbe dimenticare e cosa spera nel 2024. Prego sindaco. Intanto buon anno a tutti quanti voi telespettatori e scusate di questo disguido, ma ho avuto un problema tecnico con il computer. Questo 23 è stato un anno molto particolare in quanto io sono stato anche rieletto a maggio, quindi io sono al secondo mandato, è stata una bella corsa. Il 2023 lo ricordo bene perché abbiamo avuto anche la fortuna di inaugurare il municipio, dopo tanti anni che il municipio non era preso proprio bene, siamo riusciti a riportarlo veramente a un'efficienza molto importante anche per i nostri dipendenti. Dopo di quello che non vorrei ricordare del 2023 sicuramente è l'ultimo periodo, soprattutto dicembre, con 2 femminicidi qui vicini a noi che hanno lasciato il segno a tutti quanti. Questa è la cosa che vorrei dimenticare il prima possibile, ma questo è fattibile solo se tutti quanti insieme ci mettiamo d'impegno come amministratori, come papà, come madri, come persone normali e riusciamo a fare qualcosa. La ringrazio di aver detto secondo mandato, perché io mi avevano scritto il primo. Civica, cosa vuol dire civica nel 2024, sindaco? Perché sa, noi vogliamo anche capire, perché abbiamo visto per tanti anni, non dico la sua, che dietro la civica poi si nascondono i soliti noti che non riescono più a inserirsi nei partiti e mettono su queste civiche, questi listoni. Cos'è la sua civica, sindaco? Allora, nasce tutto nel 2018, io sono un commerciante del territorio, qui ho 2 negozi, uno in comune e uno fuori comune, e le elezioni erano, ricordo, a giugno del 2018 e un amico a novembre del 2017 mi ha incontrato e mi ha chiesto: ma perché non ti candidi con quello che fai? Io prima di candidarmi a sindaco, a parte essere commerciante, avevo anche un'associazione molto importante nel territorio dove ho fatto parecchio, molto volontariato, molte attività, e diciamo che forse l'ho conosciuto più per quello che per la mia vita politica, che io di politica fin prima non avevo mai fatto nulla. E abbiamo deciso di fare questa lista civica che si chiamava Progetto Futuro, progettare per il futuro. Ho chiamato parecchi dei miei amici, abbiamo fatto questa lista e dopo da questa lista naturalmente si sono aggregati anche dei partiti politici di centrodestra e là abbiamo vinto la nostra, chiamiamola, battaglia. Però diciamo che il senso civico secondo me è sempre la cosa più importante da mantenere.
Io mi sento civico tuttora, non lo nascondo, sono fiero di quello che sono. Il mio secondo mandato l'ho fatto con la lista che si chiamava Lista Saccarola, che era sempre comunque appoggiata a Progetto Futuro e altri partiti di centrodestra, e lì abbiamo cominciato a lavorare. Secondo me sono stato premiato in quanto la mia lista civica ha preso più del 21%, appunto perché sono sempre stato un sindaco tra la gente, per la gente, con la gente, e diciamo che piuttosto di stare seduto in ufficio mi piaceva più stare tra la gente e ascoltare i loro problemi, perché ho notato che quando una persona viene qui in ufficio si comporta in una maniera, se la trovi per strada, riesci a parlare, riesci a coinvolgerla, riesci a risolvere il problema molto più facilmente. Quindi secondo me essere il sindaco civico della cittadinanza vuol dire anche questo, vuol dire essere fuori, essere con loro e fare qualche volta anche qualcosa di molto umile che tante volte tanti sindaci non fanno. Una cosa importante che hanno fatto i sindaci è quello di fare rete. L'ANCI ne è una dimostrazione, l'ANCI è anche lo stesso, ma soprattutto è mettersi in gioco tutti assieme, perché devono, e soprattutto questi cittadini devono essere ascoltati, ma voi dovete dare delle risposte. Da soli non ce la fate, perché o perché la coperta è cortissima o perché veramente questi soldi del PNRR che sembrava arrivassero in maniera consistente, qualcosa è arrivato ma non come vi aspettavate, però le persone hanno bisogno di risposte. Lei, fusione, unione, come la vede la storia? C'è il campanile, molti campanili, lei da che parte sta? Io sono per vivere sereni tutti quanti insieme. Io sto visuale qua, diciamo che comunque io lavoro bene sia naturalmente con i sindaci di centrodestra ma anche con il centrosinistra. Noi qui nel Milanese abbiamo l'Unione dei Comuni Milanese dove abbiamo sia appunto sindaci di destra e di sinistra. Diciamo che quando siamo insieme lavoriamo per uno scopo unico che è il bene comune, quindi ormai quella è la strada da intraprendere. Il partito probabilmente a livello nazionale ha un'importanza veramente importante, ma a livello comunale se non ci aiutiamo tra comuni veramente è difficile andare avanti. Il PNRR è bello chiedere scuole, chiedere opere pubbliche, ma quando però adesso stanno arrivando gli aumenti dei prezzi, dove faccio un esempio, io ho 2 centri aggregativi che mi costavano 1,5 milioni e oggi mi costano 2,2 milioni, la differenza la tira fuori il bilancio comunale, quindi è un grosso problema. Quindi naturalmente anche qui l'ANCI fa la sua parte aiutando i comuni. Il mio non è piccolissimo perché abbiamo 21.500 abitanti, però altri comuni ancora più piccoli a uscire da queste problematiche. Sindaco, una cosa che io dico tutte le mattine, ma basta sentire anche in questi giorni, è che il governo, indipendentemente da questo governo, ma i governi in generale, anche quelli di prima, non hanno risposto a quelle che erano le aspettative delle persone. Basta guardare gli stipendi, le pensioni che abbiamo, il lavoro, la sanità, tantissime cose, e soprattutto questo ascolto alla persona, questi servizi alla persona. Si parla sempre di colate di cemento, di mega impianti, eppure c'è una popolazione che sta invecchiando, che ha bisogno di risposte, lei lo sa benissimo, perché l'unico punto di riferimento e dove trovano le porte aperte è quella del sindaco, perché le province non si capisce bene ancora cosa siano, regione non ne parliamo, governo a Roma un'altra cosa. Perché non c'è questo ascolto da parte di chi ci governa? Io lo dico sempre, ma lo ripeto allo sfinimento, che il governo, indipendentemente destra e sinistra, dovrebbe essere come un buon padre di famiglia, capire cosa serve al territorio, e quando ci sono centinaia e centinaia di milioni di euro da spendere, dovrebbe fare un referendum, perché alla fine sono i soldi dello Stato e lo Stato siamo noi, perché il politico passa, però i danni che fa poi ce li ciucciamo noi che continuiamo a pagare, a pagare. Cosa ne pensa? Che ti farei Presidente del Consiglio domani mattina, posso dirtelo, perché l'idea sicuramente è giusta e hai ragione. Dopo io capisco che è difficile parlare a livelli alti, è più facile parlare con il sindaco, infatti qualsiasi problema c'è il sindaco, però qualche volta arrivano anche i cittadini che le richieste sono veramente difficili da accontentare, perché comunque ti chiedono cose che non si possono fare, soprattutto in un'amministrazione pubblica. Roma, parlare con Roma, fare il referendum, sì, è la cosa sicuramente che sarebbe più facile da fare, scegliere come spendere questi soldi, e che sono anche tanti, ma tante volte quando si arriva là si sa benissimo che non è facile. Vediamo che tutti quanti prima di arrivare promettono, poi arrivano là e le cose non cambiano.
Questo non vuol dire che non dobbiamo credere nella politica, anzi è fondamentale, è importante credere nei politici e bisogna farlo. Naturalmente bisogna capire un sistema molto più omogeneo per riuscire a parlare con il cittadino, anche se uno è un senatore, anche se uno è parlamentare, perché comunque tutti i cittadini devono essere ascoltati. Più di tutto adesso questo anno che si sta aprendo, questo 2024, ma soprattutto con le risposte che non avete ottenuto, perché siete poco ascoltati, eppure avete dei numeri incredibili perché avete i cittadini dalla vostra parte. Io dico sempre che dovreste battere di più i pugni, perché dovete essere ascoltati, perché voi sapete cosa ha bisogno il vostro territorio, siete gli unici che hanno le idee chiare, però non si fa qualche passo avanti ma non molto. Prego Sindaco. Guardi, come detto prima, adesso il problema più grande dei comuni è appunto il PNRR con gli aumenti di costi. Se dal governo non intervengono, molti comuni dovranno rinunciare alle opere ed è un problema perché dovranno restituire i soldi che hanno preso. Quindi questo è un problema grosso. Dopo d'altra parte torniamo al discorso di prima, se riusciamo a fare rete tra sindaci, se riusciamo a collaborare tutti quanti insieme, logicamente è più facile uscirne, altrimenti se ogni comune pensa al proprio orticello veramente la vedo dura, non riuscirò mai a farlo. Dopo come sindaci tanti pensano che abbiamo dei poteri ma non li abbiamo, siamo onesti. Noi riusciamo sicuramente ad avere dei contatti con la regione, probabilmente li avremo con la provincia a breve, vediamo cosa succederà, però quando anche noi andiamo là in regione a battere i pugni che chiediamo, come Martellago ci sono altri comuni che chiedono e naturalmente dopo si devono guardare le priorità. Però, Sindaco, quello che però preoccupa è perché i sindaci dovrebbero essere quelli più ascoltati, nel senso che quando chiedono qualcosa quasi sempre è per migliorare la qualità della vita di dove operano. Perché non venite ascoltati o poco? Io ho dei sindaci che vengono ospiti nella mia trasmissione che anche su tagli di nastri molto importanti, solo perché non fai parte di quel cerchio politico o perché non condividi l'opera, non vengono neppure invitati. Io lo trovo scandaloso questo, perché solo col dialogo, il confronto, l'ascolto è possibile andare avanti, perché se tu ti ostini veramente a vedere solo con le barre dritte solo quello, non andrai da nessuna parte, perché prima o dopo qualcuno ti farà cadere, qualcuno veramente riuscirà a fare uno sgambetto e tu cadrai, perché siamo stanchi dei bla bla bla, di tagli di nastro che non portano a niente. Noi abbiamo bisogno di opere certe, sicure, ma per la qualità della vita, non per la piramide del faraone di turno. Capisce quello che voglio dire, Sindaco? Certo, ma certo, guarda, sono 5 anni che mi scontro con queste cose. Se le facciano quei soldi loro, ma quei soldi nostri, noi avremmo diritto di avere delle risposte adeguate. Noi, ripeto, c'è una popolazione che sta invecchiando paurosamente, e nessuno si preoccupa. Abbiamo delle liste d'attesa incredibili, le RSA sono pochissime rispetto al numero delle persone, carissime, ma anche se i direttori dicono no, non sono care, però voi capite che con le pensioni che hanno questi poveri, quasi tutti diversamente giovani come li chiamo io, non è sempre facile riuscire ad arrivare e avere la dignità di dell'ultimo percorso. Prego, Sindaco. Ti faccio un esempio, ho avuto mia nonna che è stata in casa di riposo gli ultimi anni di vita e ti dico che come famiglia abbiamo sofferto e comunque erano tanti soldi a tirare fuori entro fine mese. Ringrazio sempre il comune che una parte ci aiutava, però l'altra devono tirare fuori le famiglie, sappiamo che è difficile. Hai toccato un punto dolente per Martellago. Martellago sono 20 anni che chiede la casa di riposo, del Biranese è l'unico paese che manca, noi facciamo parte dell'AS3, quindi comprendiamo che la riviera del Brenta. Diciamo che il nostro territorio è scoperto perché ho tanti cittadini che devono portare i propri cari anche a 50 km perché purtroppo nelle vicinanze non ci sono più posti sulle case di riposo. Abbiamo fatto questa richiesta alla regione, con noi Campolongo Maggiore l'ha fatta un po' di mesi prima, quest'anno sono andati a Campolongo Maggiore, però se pensiamo che sono 20 anni che aspettiamo e c'è un'esigenza, naturalmente va messo mano a questa cosa qui, perché i nostri anziani con appunto l'allungarsi della vita hanno bisogno di strutture sicuramente sicure, ma soprattutto che riescano ad ospitarli e fargli vivere gli ultimi anni della propria vita in una maniera decente.
tanto che appunto, come ti ho spiegato prima, col PNRR stiamo facendo 2 centri di aggregazione che sono 2 prosenetute per centri anziani, appunto per cercare di dare sollievo ancora di più a queste famiglie, dove possono portare queste persone anziane a passare almeno come centro diurno la propria giornata e almeno alleviare un po' anche la fatica di tenere sempre a casa queste persone, che magari certe volte anche è fatica da gestire. Quindi queste cose da ascoltare, soprattutto sulla sanità, deve essere fatto, ci vuole un cambio di marcia, perché vediamo che si sta andando tutto quanto sul privato e questo comporterà sicuramente dei problemi per i comuni. Quindi il mio augurio è che comunque la Regione, lo Stato, qualcuno ci metta mano, perché veramente i nostri territori hanno bisogno di queste strutture per ospitare i nostri anziani. Andiamo a sentire anche cosa dicono i trevigiani verso il 2024. Andiamo a sentire il popolo. Felicità, salute e che finiscano queste guerre. Sicuramente un po' di salute, se possibile che sia un anno di pace per tutti, questo sì. L'accento non è trevigiano, si festeggia il 31 qui a Treviso. Lo festeggiamo a Venezia, però siamo di passaggio, ci fermiamo qui oggi e poi domani andiamo a Venezia. Speriamo che sia meglio di quest'anno. 2 parole? Beh, più salute e meno responsabilità. Cosa si augura per il 2024? Pace, niente altro. Perché non si sa mai, meglio il futuro che il passato. Comunque l'importante è restare vivi. Pace. Pace, tanta pace, tanta pace. Speriamo che migliorino un po' le cose. Serenità, pace, insomma, c'è tanta roba. Sì, il mondo ha bisogno di tanta pace, ci sono 2 conflitti aperti, speriamo che questi vengano a una pace al più presto. Serenità e pace nel mondo, che è una frase, sentite ben detta, e partire l'anno, insomma, nel migliore dei modi, come lo abbiamo finito, credo. Salute, pace, serenità. Un po' di salute, no? Basta. Tutto il resto è lusso. E che il futuro sia migliore, no, del passato, perché il passato lo conosciamo, quindi la speranza è nel futuro. Locali. E a questo punto andiamo in pubblicità. Saluto un ospite graditissimo che è il professor Giacomo Zanus, direttore seconda chirurgia a Treviso, all'ULSS 2 Cafoncello. Grazie professore di essere qui con noi. Vediamo se c'è ancora anche il sindaco Saccarola. Eccolo qua. Ha visto che ospiti importanti abbiamo? Oltre ai sindaci, che professori vengono per spiegare, per far capire che tutto sommato qua nel Veneto si sta bene, c'è una sanità che funziona, nonostante le liste d'attesa, nonostante i tanti problemi di diversamente giovani, ai quali la Mirella poi vuole un mondo di bene. Professore, perché se lo meritano, però forse non hanno le dovute risposte, nel senso che anche lei fa il grande intervento. Bravissimo, tutto bene. Poi questo diversamente giovane viene portato a casa e la cade il pero, perché non c'è l'assistenza adeguata. Se uno non ha una famiglia che supporta un sindaco, quei servizi sociali, che capisce l'importanza di assistere questa persona che è molto sola, non si va da nessuna parte, perché cade in depressione, e la depressione è una delle peggiori malattie. Ecco, cosa chiederebbe, no, a Babbo Natale, perché abbiamo visto che Babbo Natale ha portato qualcosina, ma alla Befana, professore, cosa chiederebbe alla Befana di portare per questi diversamente giovani, per questi ospedali? Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto saluto il sindaco, grazie Mirella per l'invito. È un tema importante quello di cui mi chiede adesso di parlare, perché la sanità ha riconosciuto il problema, cioè abbiamo colto l'importanza non solo dell'assistenza ospedaliera a questi pazienti, ma anche poi dell'assistenza successiva extraospedaliera, del rientro a casa. Pensi che io spesso sono tra virgolette costretto a tenere in ospedale dei pazienti proprio perché so
che a casa non sono ancora preparati per fornire l'adeguata assistenza post-operatoria. È un problema che stiamo affrontando non solo con la nostra direzione, ma anche con i medici di famiglia, con i quali stiamo ricreando un rapporto importante, perché anche loro svolgono un lavoro fondamentale. La parte assistenziale extraospedaliera gestita dal medico di famiglia è importantissima, ovviamente, per il recupero poi dei pazienti. Spesso ormai sono pazienti anziani, la nostra popolazione sta invecchiando e noi ci spingiamo sempre più avanti dal punto di vista chirurgico, cioè operiamo sempre di più anche pazienti anziani, anche novantenni, perché se sono in buone condizioni perché togliere una chance chirurgica di cura? Chiaro che dopo c'è tutto il problema dell'assistenza successiva domiciliare che adesso stiamo reimpostando, avremo le case di comunità, i medici di base stanno facendo un lavoro importantissimo, ecco, questo va riconosciuto, hanno tanti pazienti, le risorse devono essere in qualche modo integrate e per poter garantire un buon risultato dell'attività ospedaliera è fondamentale l'aiuto del medico di famiglia, sia nella fase preoperatoria, parte della prevenzione importantissima, ma anche poi nella gestione post-operatoria. Ma ci si sta muovendo, la Regione ha riconosciuto il problema, ha individuato il problema. È chiaro che questo è già un primo passo, adesso andranno razionalizzate le risorse, andranno in qualche modo reimpostate tutta una serie di dinamiche gestionali per migliorare questo tipo di assistenza. Ci si sta lavorando, ecco, questo vorrei tranquillizzare qui i cittadini, è un problema importante che è stato pienamente colto e su cui adesso ci si sta mettendo mano. Sanità è un ambito difficile, non è molto difficile, professore. Sentiamo come commenta il sindaco Saccarola, perché poi queste persone arrivano ai sindaci, non c'è niente da fare, là che l'aiuto dovrebbe essere supportato dopo un'operazione importante, ecco, per far capire a questo diversamente giovane che non è solo che c'è un accompagnamento, però qua cade il pero, come ho detto sindaco, questi servizi sociali vanno rivisti, non può essere che un servizio sociale chiuda alle 13 di venerdì e riapra lunedì mattina, non può essere. Sindaco, io capisco che veramente avete poche risorse, anche umane, però così non può funzionare, non è che il mondo del volontariato riesca veramente a mettere anche questa pezza, perché c'è la privacy, perciò noi siamo in tanti, ma se non abbiamo il nome, il cognome, l'indirizzo della persona non riusciamo ad arrivare, perciò è come fossimo un pugno di mosche alla fine, perché se non aiutiamo, perché non conosciamo. Cosa dici in merito anche a quello che ha detto il professore? È un tema molto importante, ne avevo discusso un po' prima, logicamente la soluzione non è semplice, in quanto appunto, come dici te, i servizi sociali al venerdì alle 13 chiude, quindi logicamente una famiglia che ha bisogno non sa dove rivolgersi. Io devo solo dire grazie ai miei servizi, perché comunque non lo dico io, ma lo dicono i cittadini, che è un fiore all'occhiello del nostro territorio, quindi vuol dire che lavora bene. Però serve quel passo in più che parlavamo prima, appunto, per aiutare queste famiglie a sgravare queste persone che magari tornano a casa dopo un intervento, che non sanno come gestirle, però solo come sindaci o solo come comuni è difficile la gestione, veramente ci vuole una collaborazione con l'ASL, con la regione, e quelle giornate, diciamo, morte, dobbiamo capire come aiutare i nostri concittadini a trovare un sistema per aiutarli. Non è facile, sicuramente non si riuscirà in breve tempo, però una soluzione per dare più sollievo a queste famiglie l'ho trovata. Su un'altra cosa importante, si sente molto parlare di intelligenza artificiale. Io ho avuto anche ospite il professor Gerosa, cuore artificiale, adesso abbiamo visto che veramente si sta arrivando in maniera incredibilmente veloce, però io capisco tutto, ma ci deve essere sempre la persona che gestisce il tutto, perché sembra che il robot faccia tutto. No, il robot è manovrato da una persona che deve essere molto molto competente e brava. Cosa ne pensa di questa intelligenza artificiale? Perché tutti ci riempiamo la bocca, ma nessuno ci spiega veramente cos'è. Prego, professore. Allora, il tema fondamentale è quello della tecnologia. Noi la tecnologia la dovremo utilizzare, ormai oggigiorno siamo tutti connessi, se io perdo il cellulare mi sento un uomo nudo, ecco, quindi capisco bene quanto sia importante l'utilizzo delle nuove tecniche. L'intelligenza artificiale entra in quest'ambito, sarà fondamentale per esempio nella gestione innanzitutto della diagnostica, per esempio già in radiologia, già i nostri radiologi stanno sperimentando
valutando alcuni utilizzi dell'intelligenza artificiale. Poi in tutta quella che potrà essere anche l'attività assistenziale dei malati, sull'attività chirurgica sarà sempre fondamentale la mente umana e la mano umana dietro le macchine. Potremo guidarle, potremo fare interventi con sempre maggior precisione, il robot lo stiamo già utilizzando adesso, però nell'ambito chirurgico l'essere umano, il medico, il chirurgo dietro sarà sempre fondamentale. Allora, Sindaco, sarà sempre fondamentale anche avere un sindaco a disposizione, un sindaco preparato, un sindaco che non risponda alle logiche dei partiti, delle segreterie, perché fanno da padrone purtroppo, un sindaco che si prende le preferenze, che vuol dire, se ha seminato bene, che viene rieletto, come ha detto lei, secondo mandato. Forse il sindaco, lei ha detto centrodestra, centrosinistra, non sarebbe utile, visto che ieri è stata anche la famosa giornata della pace, se mi ricordo benissimo le parole di Papa Francesco, che se non ci fosse io vorrei inventarlo, e soprattutto anche del Presidente Mattarella, persone di buon senso che danno veramente dei consigli utili anche a quei politici che sentono ma non ascoltano, invece loro vorrebbero che fossero ascoltate queste fragilità, Sindaco, perché stiamo parlando di fragilità che purtroppo il nostro territorio ne è stato molto colpito, perché siamo un territorio diversamente giovane, pochissimi giovani, denatalità. Ecco, cosa spera nel 2024? Poi ci salutiamo. Guardi, io spero che quest'anno veramente sia un anno della svolta. Adesso parlavi di centrodestra, centrosinistra, è naturale che non andranno mai d'accordo a braccetto, tranne che veramente non sia qualcosa di veramente importante, che si lotta per la stessa cosa. Questo è normale, però quello che mi aspetto da questo 2024, prima abbiamo sentito tanti cittadini di Treviso che parlavano di pace, tutti vogliamo questa pace, la vogliamo, la pretendiamo, perché comunque veramente la guerra non porta a niente se non a devastazione. Quindi quello che mi aspetto per primo, forse una cosa più grande di me, è appunto la pace nel mondo. Ma come ho detto prima, dobbiamo partire dai piccoli comuni per arrivare ai grandi stati, per riuscire a farlo, perché se già nel mio piccolo territorio c'è dell'odio, c'è del bullismo, c'è qualcosa che io non riesco a controllare, già da là c'è una ferita che deve essere curata. Quindi dal mio punto di vista si parte sempre dal piccolo per arrivare al grande. E il mio augurio è appunto che nei nostri territori ci sia veramente tanta pace, tanto amore, e che finalmente anche tra cittadini riusciamo a collaborare. Si parla tanto di internet, di Facebook e di cose. Io vedo tante persone che per strada ormai non ti saluta neanche, gli auguri non te li fanno, te li mandano via messaggio. C'è una cosa che invece dobbiamo tornare indietro e tornare come una volta, dove ci si stringeva la mano, ci si abbracciava, ci si dava anche un bacio. Allora forse così riusciremo a tornare tutti quanti in comunità e forse vivremo un po' tutti quanti meglio. Allora, prima di lasciarla andiamo a vedere questo servizio Mensa Romano, per far capire l'importanza della comunità, di far parte della comunità, perché è una parola che forse tutti quanti dovremmo iniziare a fare comunità, perché sarà la nostra salvezza, la comunità. Ricordatevi quello che vi dico. Andiamo a vedere il servizio. Che possa sorgere per noi una luce intramontabile di pace e di speranza, accompagnata dalla tua benedizione. Amen. Come da tradizione è una preghiera scritta da un cittadino a inaugurare il pranzo di fine anno della mensa solidale di Romano di Azzellino. Cittadini bisognosi, volontari, soci, sindaci e regione. Una grande tavola imbandita per tutta la comunità, ma soprattutto per tutto il territorio. Questo è il pranzo tradizionale di fine anno, il pranzo di Natale che la mensa di solidarietà di Romano organizza, ma lo organizza anche insieme ai comuni limitrofi, quindi oltre ai comuni di Romano, quelli della provincia di Vicenza, coinvolge anche il territorio della Pedemontana Trevigiana, che afferisce a questa mensa proprio per le persone che vengono aiutate. Tra brindisi e piatti caldi, un lungo serpentone di solidarietà che ha visto il sindaco e l'amministrazione comunale di Romano di Azzellino vestire per l'occasione nuovi panni, o meglio grembiuli. La parte più bella di essere sindaco è essere una persona al servizio della propria comunità, per cui oggi servirò insieme agli altri sindaci e colleghi e assessori quello che è tutto il personale, tutte le persone che parteciperanno. Una mensa solidale che ogni giorno si occupa della comunità sempre più grande e bisognosa.
La mensa è nata 7 anni e mezzo fa, serviamo attualmente 120 pasti al giorno per 7 giorni alla settimana e ci siamo sostituiti alla mensa dei frati o poveri che ha chiuso. Recuperiamo il cibo da 7 scuole, da supermercati, aziende, cose di questo genere e lo doniamo. E poi un augurio speciale per il 2024. L'augurio è che il 2024 possa essere un anno in cui i nostri numeri diminuiscono. Allora, Sindaco, che auguri vuole fare per il 2024? Poi la salutiamo, ma soprattutto, Sindaco, lei ha visto parlamentari nelle mense? Io non ne ho visto mai neanche uno, lei li ha visti? Io ho visto sindaci, ma parlamentari a parole bla 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 bla, ma non ne ho visto. Come mai così lontani? Sì, sono stati eletti dal territorio, sono stati eletti con la crocetta delle persone. Sa, Sindaco, che qualche parlamentare che invito mi dice ma non voglio il contraddittorio. Beh, sta a casa, che ho problemi zero, mica problemi. Prego, Sindaco, come ci saluta? Niente, è già andato via il Sindaco Saccarola, allora lo saluto io. Grazie, Sindaco, perché doveva andare. Pubblicità. Intanto saluto un ospite gradita che è arrivata da Rosà, Anna Ganassin, Presidente Centro Italiano Femminile di Rosà. Grazie Presidente di essere qui, veramente grazie. Però adesso, Presidente, vorrei con lei andare a vedere questa inaugurazione che è stata fatta a Treviso, sala chirurgia, nuovo ospedale Cafoncello, perché abbiamo il professor Giacomo Zanus che veramente opera in questa meraviglia che è questa cittadella della salute. Devo andarla anche a vedere, a proposito, devo ancora andarla a vedere. Fortunatamente, dico così tra virgolette, andiamo a vedere. Buongiorno. Buongiorno. Stavo ricordando che non c'è attesa sullo screening mammografico in Veneto. No. Questa signora ha fatto lo screening, dopo 14 giorni aveva già fatto la biopsia e l'esito istologico. Le prime 3 storiche operazioni sono state eseguite in diretta davanti al presidente Luca Zaia e al direttore generale Benazzi, un taglio del nastro senza tanti convenevoli per l'attivazione del nuovo blocco operatorio della cittadella della salute, un traguardo atteso per la sanità trevigiana che segna forse il vero avvio della struttura. Assolutamente pienamente operativa, come vedete oggi noi abbiamo le 3 chirurgie, anzi 4, che c'è anche la gastroenterologia e la chirurgia plastica. E dalla prossima settimana entreranno le altre chirurgie, partiranno le terapie intensive e poi man mano entro gennaio ci sarà ovviamente sarà completata tutta la cittadella. Si parte quindi con gli interventi ad alta complessità su metastasi al fegato, al pancreas e al seno, un lavoro di equipe dove le nuove tecnologie fanno la differenza. Il futuro è l'intelligenza artificiale, cosa che già faremo con queste nostre chirurgie, perché noi siamo in collegamento con Mansani di New York, siamo in collegamento con ospedali in Germania e in Olanda, quindi stiamo già collaborando e i nostri continueranno a collaborare. Ma la tecnologia, sottolinea Benazzi, da sola non basta. Alla sanità trevigiana mancano 152 medici, 80 solo al Cafoncello. Noi contiamo molto sulla fine dell'anno per reclutarne sicuramente chirurghi e internisti. Per quanto riguarda radiologi, dermatologi, pneumologi e altre specialità dovremo attendere il 2025 perché chiaramente le scuole di specialità, come sapete, sono 4-5 anni. Questi del resto i tempi delle scuole di specializzazione, con una cittadella che rivoluziona gli spazi. Queste sono delle sale colloqui, ce ne sono 6 per piano e sono delle sale specificatamente dedicate ai colloqui che i medici o insomma chi ne avrà bisogno farà con i familiari dei pazienti. La sanità pubblica è predominante e questa è la filosofia nostra della Regione Veneto, prima la sanità pubblica, dopo tutto il resto. Grande direttore, salutiamo anche il direttore Benazzi. Prima la sanità pubblica, vedremo poi se è la realtà di queste parole che noi fanno solo sperare bene. Allora, professor Zanus, abbiamo visto questa meraviglia, però come si ripete, infatti ho qua un articolo bellissimo, è l'importanza di chi ti opera, di queste equip, perché è una squadra che opera, ecco, con questo direttore, questo primario che tiene la barra dritta e che insegna molto bene, tanto è vero che lei ha salvato un padre di famiglia con un intervento al fegato importantissimo. Prego, professore.
Sì, tantissima carne al fuoco con Mirella, perché abbiamo visto la cittadella che è veramente un gioiello. Ecco, di questo io non finirò mai di ringraziare la Regione, il Presidente, la nostra direzione ospedaliera che ci ha garantito, ci ha messo in mano realmente un gioiello. Adesso questo rappresenta per noi una grandissima responsabilità, perché sono i soldi del contribuente e noi dovremmo far fruttare questa struttura che, ribadisco, è assolutamente di prim'ordine per quanto riguarda tutta la tecnologia, gli investimenti che sono stati fatti per garantirci una strumentazione che è di prim'ordine. La speranza adesso è quella di, siamo entrati, abbiamo iniziato e come sempre all'inizio si incontrano delle difficoltà logistiche che adesso piano piano stiamo appianando e piano piano verrà popolata tutta la struttura. I primi interventi li abbiamo fatti, il Presidente era presente, quindi ci ha visti all'opera e abbiamo potuto fare delle cose, degli interventi veramente di grande livello. Tra questi il papà che citava, ma non è l'unico, tutti i giorni noi operiamo casi difficili, casi estremamente complessi che possiamo fare proprio grazie alla strumentazione che ci viene messa a disposizione. Prima il Sindaco parlava di comunità, no? Anche l'ospedale è una comunità, perché io vorrei che alle volte ci si dimentica, ma dietro l'atto chirurgico in sé, dove c'è il gruppo di chirurghi, ci sono gli anestesisti, ci sono gli infermieri di sala, ma c'è un mondo che lavora ed è un mondo spesso dimenticato, no? C'è tutta la componente infermieristica, il grande lavoro fatto dagli infermieri anche di reparto, gli infermieri di sala operatoria, i medici che spesso sono fuori orario, no? Abbiamo tutti quanti un numero di ore superiori a quelle dovute, ma i miei ragazzi sono veramente fantastici, i miei medici sono generalmente, globalmente giovani. Avete sentito, che bello. Sono affezionatissimo e non posso che ringraziarli per il grandissimo lavoro che fanno tutti i giorni, loro, ma anche gli infermieri, ribadisco, mi consenta, magari mi ripeto, ma gli infermieri di sala fanno, soprattutto in questo momento, stanno facendo un lavoro eccezionale per garantire la partenza e il mantenimento degli standard che avevamo raggiunto dal punto di vista tecnico in sala operatoria. Ma la sala operatoria poi continua nell'assistenza di reparto, anche lì c'è un grandissimo lavoro perché l'intervento difficile poi deve essere gestito altrettanto bene in reparto e anche lì c'è un lavoro importantissimo fatto da un gruppo di infermieri, non più di sala operatoria ma del piano, e anche lì si sostituiscono e riescono a garantire standard assistenziali veramente di primo livello. C'è un mondo, ecco, dicevo, questo è importante capirlo magari ai nostri ascoltatori, alle persone, ai parenti, alle volte non colgono quanto ci sta dietro questa sanità, e questa è sanità pubblica. Ma l'abbiamo visto, professore, anche nella pandemia, l'importanza dell'infermiere, del medico che diventavano la famiglia, che sostituivano la famiglia, quanto ringraziavano questi pazienti quando uscivano dall'ospedale, perché era diventata la loro famiglia. Dobbiamo sempre dire grazie. Cosa ne pensa, Presidente Ganassin, delle parole che ha detto? Avete sentito con quanta umiltà, ma con quanta anche valore alla professionalità di questi ragazzi che, smettiamola di chiamare dottorini, dottorine, sono preparatissimi, altro che bisogna aver fiducia. Prego, Presidente. No, concordo pienamente con quanto detto dal professore. Anche per la funziona bene, anzi mi congratulo per questa esperienza, queste nuove sale aperte al Cafoncello di Treviso. Bene, io so di tante persone che sono state lì e che hanno avuto sempre un ottimo trattamento e sono tutte state soddisfatte. Io faccio riferimento alla mia ASL qui di Bassano, Sant'Orso, Vicenza, e vedo insomma che sono, a parte qualche lista d'attesa adesso che si dice, ma se no per il resto insomma anche chi ha problemi poi viene contattato continuamente, viene programmato tutto, e penso che ben venga la sanità pubblica che continui, insomma, che anzi. Brava Presidente, cerchiamo di ricordarglielo a qualcuno che magari non si dimentichi, che magari prende un altro percorso, perché è fondamentale, perché il grande intervento verrà sempre fatto nel pubblico, non c'è niente da fare, la sicurezza ce l'hai là e da là non si scappa. Allora Presidente, spieghiamo anche cos'è questo centro italiano femminile che c'è a Rosà, ecco, di cosa si occupa? Prego Presidente.
Il Centro Italiano Femminile è un'associazione di donne nata ormai quasi 80 anni fa, subito dopo la guerra, quando le donne ancora non avevano diritto al voto. Infatti la prima presidente è stata anche una costituente che ha lavorato alla Costituzione italiana. Si suddivide a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Io appunto rappresento il mio comune, che è il comune di Rosà. Noi operiamo molto qui nel nostro paese, specialmente sulla formazione e l'informazione della donna, anche se i nostri incontri sono aperti a tutti, sia maschi che femmine. C'è una tessera associativa per le socie e poi ci sono tantissime simpatizzanti che partecipano. Noi formiamo specialmente, ci siamo dedicate più che altro alla formazione e alla cultura. Ormai da 28 anni, e c'ero io anche 28 anni fa, abbiamo iniziato insieme con un docente, un professore, la famosa Università della Rosa, non so se l'ha sentita, da 28 anni. Adesso abbiamo 200 persone che frequentano settimanalmente. È un incontro che si fa, sono degli incontri che si fanno tutti i mercoledì mattino dalle 9:30 alle 11, liberi e aperti a tutti. Tutti i docenti vengono gratuitamente, sono del luogo e varia in tantissimi campi. Comunque questa è una cosa azzardata, ma molto bella anche, che ha ottenuto tanto successo, perché per un impegno settimanale di 1:30 la gente si prende questo appuntamento, frequenta ed è contentissima. Tant'è vero che abbiamo sempre aumenti di persone che frequentano. Oltre a questo facciamo delle uscite culturali e io ci tengo a dire, le organizziamo noi, perché noi a Rosà siamo anche un gruppo, nel gruppo organizzativo del CIF, un gruppo di amiche che collaborano insieme e andiamo molto d'accordo, ci vogliamo bene e questo è molto importante, riusciamo per questo a fare anche tante cose. Queste uscite culturali sono richiestissime e la soddisfazione più grande è quando la gente, specialmente persone di una certa età, mi incontra e mi dice: se non mi porti tu in qualche posto noi non vediamo mai niente. È bellissimo questo, insomma. Abbiamo fatto anche un'uscita 2 giorni a Firenze, siamo stati alle Cinque Terre, poi facciamo conoscere tutte le nostre città. Belluno, Venezia, ma sempre visite guidate, con guida, senza che diventino cose pesanti, però molto formative. E vedo che qua la gente, a volte riusciamo ad andare anche in 110-120 persone, tantissime insomma. Visto che abbiamo, meglio che li portiamo questi scrigni d'oro. Senta Presidente, intanto le faccio i complimenti, perché se il Principato di Monaco e a Monte Carlo c'è il ballo della Rosa, noi a Rosà abbiamo invece l'Università della Rosa e li freghiamo culturalmente, siamo i primi. Lasciamo perdere, complimenti Presidente, però anzi ringrazio anche questa università che fa capire anche ai diversamente giovani quanti invece si laureano. Ho una zia che si sta laureando più di 80 anni in psichiatria, ecco, adesso darà la tesi, una grinta, una forza incredibile. Ecco, forse Presidente, però la mia preoccupazione è questa, adesso vorrei poi sentire anche il professor Zannus, che noi dobbiamo smetterla di parlare di donne e di uomini, ma iniziare a parlare di persone. Ecco, secondo me dobbiamo iniziare, dopo quello che è successo anche con i femminicidi, di iniziare a parlare di persone, nomi, cognome, ma persona, perché forse mettendo assieme proprio queste realtà e non dividerle, solo donne, solo uomini, molti uomini che non si avvicinano perché chissà che paturnia chi ha in testa, non si riesce a capire. Questa donna invece che nonostante la malattia si mette in gioco, professore, si rimbocca le mani, che cerca di aiutare anche quelle più fragili che magari non ce la fanno. Ecco, culturalmente bisogna che riusciamo a far crescere anche questa figura maschile. Cosa ne pensa, professore?
Sulla figura maschile, innanzitutto ecco, volevo salutare la Presidente che mi congratulo per l'iniziativa importantissima. Ecco, due piccole riflessioni. Vedo che la Presidente coinvolge, no, anche donne di una certa età. Importantissimo questo, cioè mantenere attiva la mente. È fondamentale, ecco, che ci sia venga garantita, ecco, magari un insegnamento, un interessamento a tematiche di qualunque tipo esse siano, perché proprio la mente attiva consente a pazienti di una certa, a soggetti di una certa età di affrontare meglio la vita e sicuramente anche di, se vogliamo per certi versi, gestire meglio magari alcune patologie. In quest'ottica, ecco, tra le varie tematiche che ho visto che affrontate, se possibile sarebbe bello anche affrontare quello della prevenzione. Lei ha un ruolo importantissimo raccogliendo magari persone di una certa età, inviarle, in qualche modo sensibilizzarle sulla problematica, quella della prevenzione di alcune malattie. Noi dal punto di vista, ecco, della quote rosa abbiamo la Francesca Dallago che segue queste problematiche e sta facendo un lavoro importantissimo, per esempio proprio nella diffusione di una conoscenza anche di alcune patologie di tipo per esempio ginecologico che, se affrontate e valutate, individuate in maniera precoce, possono poi essere trattate in maniera curativa e quindi possono consentirci poi di realmente guarire delle pazienti. Quindi fondamentale, ecco, queste iniziative sono assolutamente encomiabili e mi congratulo perché fanno parte di tutta quella rivisitazione un po' del processo di gestione della problematica sanitaria. Cioè il mondo oggi è cambiato. Le persone invecchiano, noi trattiamo, la nostra sanità, come dicevo prima, tratta sempre più pazienti anziani, dobbiamo rivedere alcuni schemi. Il paziente di 80 anni non è un paziente vecchio, non è un paziente da gettare, è un paziente anzi da sostenere. Chiaro che va sostenuto in maniera ovviamente intelligente, garantendo poi tutta una serie di servizi. Queste iniziative della Presidente, per esempio, sono a mio avviso fondamentali nel offrire una miglior gestione anche della vita dei nostri concittadini, importantissimo. E l'uomo? L'uomo, noi uomini dobbiamo indubbiamente cambiare. Io vi dico, ecco, sul problema quello dei femminicidi è veramente una piaga devastante. L'uomo deve fare un'inversione fondamentalmente dal punto di vista culturale. Dobbiamo partire fin dalla giovane età, cioè insegnare ai ragazzi fin dalle scuole. Il problema educativo da questo punto di vista è fondamentale, cioè insegnare il rispetto. Il rispetto poi a donna, insomma, è fondamentale, lo sappiamo bene. A casa mia comanda mia moglie, insomma, io eseguo ordini e di conseguenza so quanto sia importante il ruolo femminile, che noi dobbiamo rispettare veramente in qualunque momento, in qualunque ambito. Vede, professore, lei ha detto una parola che noi sentiamo spesso: donne, casa mia comanda me mujer. Esatto. Ma non è che comandi, è perché la donna, e naturalmente la maternità è una dimostrazione, è culturalmente più avanti e più organizzata. Una donna, tanto è vero che una volta si diceva, fa i conti della serva, perché con quei pochi spiccioli che ha sempre avuto, specialmente la maggioranza delle donne, riusciva a mandare avanti anche una famiglia di 5-6 persone. Ecco, senza nessun problema. È l'organizzazione. Infatti io racconto sempre, Presidente, quando vado al supermercato, allora vedo questo uomo, questo vasetto in mano. Cioè noi abbiamo già fatto il giro del supermercato, siamo andati a prendere i figli a scuola, abbiamo messo sull'acqua per la pasta e io uso ancora là, col vasetto che non so cosa casendrio leso. Una volta gli ho detto: signore, forse non ci vede? No, perché veramente era mezz'ora con sto vasetto, sapete com'è la Mirella, perché mi piace anche scherzare a volte, è proprio la capacità organizzativa. Ecco, questa donna che se anche cade si rialza immediatamente, non è che pensi adesso cosa faccio, no, la prima cosa si rialza, si rimbocca le maniche e si va avanti. Tanto è vero che nel mondo del volontariato la figura femminile è prorompente, i numeri sono numeri, però purtroppo anche questo sta cominciando a cadere, nel senso, Presidente, qua vorrei un suo giudizio, che vedo pochissimi giovani. Io sono stata invitata in 2 scuole al Treviso a parlare con loro e quello che mi ha colpito, sa cosa mi hanno detto? Che non ci conoscono.
non conoscono il mondo del volontariato, non sanno bene chi siamo. E sa perché, Presidente, a mio avviso? Perché non riusciamo a intrigarli, non riusciamo a farli diventare protagonisti. Loro vogliono essere protagonisti, sbagliando, ma diventare protagonisti. Invece abbiamo sempre i soliti noti che parlano. Io in una scuola a un certo punto ho detto: scusate, ho sentito parlare solo voi, ditemi. No, hanno parlato prima, non mi risulta, e anche pochi, ho detto. E una ragazza mi ha applaudito, l'unica, con la dirigente che mi guardava come fossi Satana. Ma perché? Perché loro avevano bisogno di parlare. E quando ho sentito questa ragazza che finalmente ha parlato, sa cosa ha detto, Presidente? Sa, professore, cosa ha detto questa ragazza? Professore, dovete ascoltarci di più, perché noi, ognuno di noi ha qualcosa da dire. Voi dovete ascoltarci di più. Capisce perché non li raggiungiamo? Perché non è che loro arriveranno da noi dobbiamo andarli a prendere per mano, Presidente, accompagnarli, a fargli vedere il percorso e poi decideranno loro. Ma la lezioncina in classe che ormai da anni facciamo, dopo 10 minuti se la sono già dimenticata, perché non porta a niente. Loro vogliono metterci le mani. Questo è il mio pensiero. Prego, Presidente, poi sentiamo anche il professore. Diciamo che noi come associazione siamo molto aperte a queste cose. Per esempio, ritornando al discorso dell'università, quando abbiamo iniziato, mi ricordo, 2 maschi, 40 femmine. Adesso, insomma, i maschi sono aumentati parecchio e anche vengono volentieri e ci danno soddisfazione. Non dai i numeri, Presidente, perché sennò cadiamo l'altra volta. Vada, no, Presidente. No, ce ne sono parecchi, specialmente adesso quando gli uomini vanno in pensione, 60, 61, 62, frequentano e vengono. Comunque questo gli uomini. Ritornando ai giovani, io volevo ricordare che noi come CIF organizziamo, promuoviamo, ricordiamo ogni anno il 25 di novembre la giornata contro il femminicidio. Quest'anno probabilmente è stata anche sentita particolarmente, però noi ci siamo messi un po' in rete con altre associazioni del territorio del mio paese, diciamo, noi a Rosà, e abbiamo organizzato quel giorno una marcia che avevamo avuto più di 300 partecipanti, di cui 60 erano giovani, sui 20 fino ai 20 anni, una sessantina, perché abbiamo collaborato con l'associazione Noi dell'oratorio e lì è frequentato da giovani, abbiamo sensibilizzato perché noi frequentiamo e collaboriamo anche con loro con tantissime attività e questo ci ha proprio dato tanta soddisfazione. Ma vede, Presidente, quello che io voglio farle capire, e complimenti per quello che fa, ma io parlo in generale, è che se vogliamo prendere i giovani dobbiamo andare nei oratori, no? Prima non ci sono più gli oratori, poi la Caritas fa già passi veramente da gigante. Noi dobbiamo andare a prendere quei ragazzi, Presidente, che diventano baby gang, quei ragazzi che fanno fatica a trovare la strada giusta, che questa energia che hanno enorme la tirano fuori nella maniera sbagliata. Noi dobbiamo questa energia che hanno, che è tantissima, dobbiamo tirarla fuori in maniera diversa, che diventa positiva. È là che dobbiamo parare. Quelli che vanno negli oratori quasi sempre sono bravi ragazzi, sono gli altri che mi preoccupano. La procura dei minori che io collaboro, Presidente, è strapiena, non sa più da che parte girarsi di questi ragazzini, ragazzine che ne fanno di tutti i colori per mettersi in evidenza poi nei social. Abbiamo Paola da Campo San Piero. Paola, scusa, ma non avevo sentito che eri in linea. Vai. Paola? Beh, vediamo se la recuperiamo. Cosa dice, professore, quello che ho detto io? No, condivido pienamente. Allora, io dal mio osservatorio, no, nell'ambito così delle lezioni universitarie, io vedo dei ragazzi, incontro dei ragazzi che hanno una grandissima generosità, una grandissima, effettivamente è vero, c'è grande entusiasmo, grande voglia di fare. È chiaro che vanno coinvolti, ma vanno coinvolti già, se vogliamo, arrivati alla fase universitaria siamo già avanti. Io credo che questo problema di trasmissione delle informazioni, raggiungere i ragazzi e
contribuire alla formazione, alla loro formazione culturale, questo sia un qualcosa che deve venire molto prima. Chiaro che probabilmente sta cambiando un po', no, la nostra struttura sociale, l'oratorio che erano fondamentali fino a qualche decennio fa, adesso si stanno ovviamente riducendo. Vanno reimpostate alcune dinamiche educative e sotto il profilo, ecco, proprio della scuola è importante come iniziative di solidarietà vengano comunicate già ai ragazzi fin dalle elementari. Sono ragazzi che io credo aderirebbero in maniera entusiastica a queste iniziative. Sono d'accordissimo, professore, ecco, non lo facciamo. Abbiamo Paola, scusa ma non avevo sentito che eri in linea, prego. Ciao Mirella, buona giornata, buon anno. Anche a te. C'è anche un maschietto, faremo i scaramantici se puoi farli. E volevo chiederti una cortesia. Non so, vabbè, mi devo fare un'operazione e non posso fare l'anestesia. Devo avere un'opportunità a Treviso, infatti sto di cercare di prenotare là, ma non avendo l'email faccio un fiato di difficoltà, anche perché sarei a tempi più brevi, voglio provare questo prima che in caso insomma farmi tagliare ancora, ecco. E adesso riproverò a rintracciare e a provare ancora per avere tempi un po' più brevi, perché era già urgente a agosto, ma dopo mettermi una insufficienza renale abbastanza alta, in 4° grado, per cui lo dovevo aspettare e adesso vedo se riesco a accorciare i tempi. E ma niente, come possa esserti utile che non ho capito, Paola? Dimmi, non va a avere problemi. Sì, ecco, purtroppo cerco di evitarmi l'anestesia con conseguente rianimazione, perché ho una coronaria chiusa. E me la salvava vita 2 anni fa, però purtroppo queste conseguenze e adesso proverò appunto per evitarmi l'anestesia e la conseguente andata in rianimazione, proverò a venire a Treviso, so qua che cerco in tutti i modi, perché a Castelfranco magari sarebbe a tempi molto più lunghi e voglio provare questa, se riesco a mettere uno stent invece di aprire, ecco. E per il resto ti auguro buon anno, speriamo che tutto vada bene. Sì, dai Paola, bisogna essere ottimisti, sì. Poi No, ma anche rispetto al discorso che ti eri di fare dei femminicidi, ecco, e tutte queste cose qua, speriamo che la gente si sensibilizza dentro la testa di più, ecco. Grazie Paola, un grande abbraccio, vedrai che ci riuscirai. Ecco, mai demordere, perché sai che poi prima o dopo la risposta arriva. Grazie Paola, coraggio che vedrai che riusciremo. Ecco, questa anestesia che veramente preoccupa Paola, però adesso siamo arrivati a dei punti molto importanti anche a livello scientifico. Sì, allora assolutamente, io vorrei un po' tranquillizzare, anche se non ho i termini precisi della problematica della signora Paola. Anestesia, non è detto che sia necessaria l'anestesia per un intervento, magari per un'angioplastica. 2 cose volevo dire alla signora. Uno, a Treviso abbiamo una nefrologia fortissima, perché facciamo anche i trapianti di rene, quindi siamo abituati a gestire pazienti con problematiche renali, anche insufficienze renali di 4° grado, che operiamo e operiamo anche in anestesia. Abbiamo anestesisti bravissimi, allenati a gestire malati di questo tipo. E in più, terzo punto, ci sono anche dei cardiologi interventisti molto bravi. Di conseguenza io credo che, valutati adesso con precisione quelle che sono le problematiche della paziente, ma credo che la signora possa essere trattata, adesso non voglio illuderla, ma credo che assolutamente siano delle problematiche ampiamente gestibili nel nostro ospedale, quindi faremo il possibile, adesso vediamo. Grazie professore, veramente, perché bisogna dare anche risposte, sono anche persone che hanno già dato e bisogna anche accompagnarle, come si diceva prima, se si può si accompagna. Professore, un'altra cosa importante
importante. Una volta si diceva, non tanti anni fa, ormai il fegato, se ha il problema il fegato distrutto. Invece si sono fatti dei passi avanti incredibili. Ecco, cosa ci racconta, professore? Non sappiamo mica niente, se uno non viene colpito tocca ferro. Cioè vogliamo anche capire, avere anche meno paura, anche questi interventi che vediamo. Io dico sempre, una volta si passava davanti alle sale operatori, toccava ferro, perché non si conosceva solo la porta, eri terrorizzato, cambiavi strada. Adesso no, perché un po' alla volta cominciamo ad abituarci a capire che dietro quella porta c'è qualcuno invece che salva la vita. Prego. Allora, il fegato, le cito così, solo l'esperienza personale. Io 30 anni fa, quando cominciavo con le prime frequenze in sala operatoria, una metastasi epatica, quindi una lesione tumorale del fegato proveniente da un altro organo, era una controindicazione a proseguire con l'intervento chirurgico. Oggigiorno, adesso capita a me, di asportare anche 15-20 lesioni all'interno del fegato, quindi è cambiata radicalmente la gestione chirurgica, ovviamente della patologia epatica, ma anche la gestione di tipo medico, internistico. L'epatologia, quindi il versante internistico, ha fatto passi da gigante nella gestione della patologia del fegato, e in chirurgia siamo andati di conseguenza e abbiamo ampliato sempre più quelle che sono le tecniche. Resechiamo con tecniche mini-invasive, andiamo in laparoscopia, utilizziamo la robotica, ma soprattutto la laparoscopia è un nuovo approccio fondamentale, mini-invasivo, con solo alcuni buchetti entriamo nell'addome del paziente e poi con la tecnologia che, ribadisco, ci viene messa a disposizione dalla nostra direzione e dalle istituzioni, noi riusciamo a navigare letteralmente all'interno del fegato, dove andiamo ad asportare tantissime lesioni, spesso riconoscendo le strutture, perché il problema fondamentale è quello, al di là di una diagnostica preoperatoria, è la capacità poi di individuare tutte le strutture anatomiche presenti nel fegato, e lo facciamo con l'ecografia, lo facciamo con delle tecniche veramente di avanguardia che ci consentono poi di andare ad asportare solo le lesioni, solo effettivamente le aree patologiche, neoplastiche, preservando il restante fegato. Quindi è una tecnica di risparmio parenchimale, perché abbiamo visto che questa paga, perché più noi riusciamo a conservare il fegato, tanto più poi il paziente avrà sopravvivenza e avrà possibilità di eventualmente sopportare ulteriori interventi. Anche perché il fegato rigenera, poi sappiamo, no? Lo sappiamo fin dagli antichi, che il fegato ha questa capacità incredibile di riformarsi, in qualche modo di ipertrofizzarsi, cioè sopperisce alla quota che viene asportata, la parte restante cresce e sopperisce a quella che è stata portata via con intervento chirurgico. Io ho una persona che viene al banco solidale, professore, che ha avuto 2 trapianti di fegato, che il primo ha avuto rigetto, ha fatto il secondo, ma posso assicurare che sta benissimo, ecco, fa qualsiasi cosa e veramente, le dico veramente grazie, perché è una persona anche giovane, oltretutto, perciò è molto importante. Capite che se si investe nella scienza, ricerca e tecnologia, hai voglia, qua si fa fatica a morire. Io vorrei stare qua fino a 500 anni, sto così bene qua, professore, nonostante tutti i miei problemi, però io sto benissimo. Sentiamo se sta bene anche Leone da Trebasele. Ciao Leone. Ciao Vera, grazie, e saluto i tuoi ospiti. Grazie. Anche noi vogliamo vederti per altri 500 anni qui. Allora, Mirella, si parlava di ascoltare questi giovani, no? Allora ci sono questi giovani che vanno a insozzare il Canal Grande, che vanno a insozzare questo, quell'altro. E allora tutti dicono, ma perché se vogliono manifestare, devono manifestare pacificamente. Il problema è che questi giovani hanno manifestato pacificamente per il cambiamento climatico, per l'ambiente, per l'inquinamento, ma non è successo niente. E allora si sono messi a fare queste manifestazioni. Allora c'è stato nella Chiesa del Santo per Natale a Padova un gruppo di giovani che sono entrati con questi cartelloni che era scritto rispetto per l'ambiente e no a stop alle armi. Allora io e questi ragazzi sono stati denunciati. Io li avrei applauditi, li avrei portati nel punto più alto dell'altare, perché la Basilica del Santo è francescana e dicevano tutto quello che dice San Francesco. Perciò io sono stupito che questi ragazzi
sono stati denunciati. L'Inquisizione, siamo all'Inquisizione polentona, non posso credere. Guarda, è incredibile che questi giovani vanno in una chiesa di San Francesco, i francescani, vanno a dire quello che diceva San Francesco e sono stati denunciati. Non ci posso credere. Ciao Mirella, grazie. Grazie per queste riflessioni che hai fatto a voce alta, dopo ognuno a casa farà le proprie, e che questi ragazzi dovrebbero essere ascoltati di più perché sono gli unici che mostrano la faccia per l'ambiente. Se voi mi trovate qualcun altro che protesta per l'ambiente vi dico bravi, perché io non li vedo questi ragazzi, ragazze giovanissimi anche, che il tema ambiente sta molto a cuore, tanto è vero che nel mondo del volontariato li troviamo là, se vogliamo là, nell'ambiente o vicino agli animali, perché si fidano di più. Allora Presidente, come commenta? Prego Presidente Ganassin. Oddio, è vero che i ragazzi, specialmente quando manifestano senza provocare danni e roba, devono essere ascoltati, dovrebbero essere ascoltati di più. Probabilmente lì a Padova saranno stati interrotti perché avranno interrotto una funzione religiosa il giorno di Natale, presumo. Io non sono a conoscenza, non ero a conoscenza di questo fatto, per esempio. Certo, le manifestazioni adesso, i ragazzi, anzi, io ho vissuto il 68, allora si manifestava per ottenere, e si è ottenuto un cambiamento, adesso dovrebbero probabilmente farsi più vedere i ragazzi, però naturalmente no con le baby gang come ha parlato lei prima, in modo pacifico. Non è che offriamo molto, sa Presidente, in alternativa. Quello purtroppo. Quello è il grande problema. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, buon anno a te e a tutti quanti i tuoi ospiti. Volevo fare una domanda al professore. Io spero che dunque quando si tratta di un intervento chirurgico venga tenuto conto della gravità della persona che deve essere sottoposta a questo intervento. Cioè voglio dire, senza mettere in dubbio la serietà dell'ospedale, della clinica, eccetera, però che ci sia una certa priorità veramente per chi veramente deve sottoporsi all'intervento in base alla difficoltà, alla durata, eccetera, perché se ne sentono talmente tante con questa sanità che una persona che ha bisogno veramente di un intervento urgente è preoccupata perché capisce, ha paura perché se ha necessità dovrebbe essere data precedenza in base alla gravità, alla durata dell'intervento, eccetera. Ecco, io spero che venga tenuto in debito conto questo. Grazie e buon anno a tutti di nuovo. Grazie Livio, caro Livio, fai bene a chiedere perché quello non sappiamo delle volte tanto, ecco, per questo invito questi ospiti importanti a spiegare. Prego professore. Sì, allora rispondiamo a Livio. È chiaro che il paziente viene studiato in maniera molto attenta, quindi io ho capito due punti fondamentali che vuole che vengano esplicati Livio. Uno, la valutazione, se viene fatta una valutazione del malato per capire la gravità delle condizioni cliniche. Assolutamente sì, tanto è vero che il paziente viene inserito in lista, cioè inizia la sua lista d'attesa solo dopo che ha completato tutta una serie di accertamenti e dopo che è stato valutato dall'anestesista, cioè il malato viene studiato, definito alla fine dall'anestesista che ne giudica l'operabilità. Quindi l'anestesista valuta il tutto e ci dice se possiamo sottoporre all'intervento il malato che nella prima visita ambulatoriale viene valutato da noi chirurghi per capire se c'è un'indicazione all'intervento. Quindi il processo è questo: si stabilisce se il malato ha un problema da dover affrontare chirurgicamente e poi si valuta se può essere operato. In questa valutazione poi noi andiamo a creare sostanzialmente una stratificazione dei nostri malati. Quello più urgente viene messo in testa alla lista, quello invece meno urgente con problematiche meno gravi potrà aspettare
che noi si operi intanto quelli effettivamente più gravi. Quindi c'è una gerarchia di malati e questa è una gerarchia stabilita su criteri clinici a cui io tengo tantissimo e che è fondamentale, cioè un malato che può aspettare lascerà lo spazio, quello che invece è più urgente che magari ha pochi giorni di vita davanti. Quindi su questo mi sento di tranquillizzare, signor Livio, perché è una cosa che noi facciamo quotidianamente e ovviamente lo studio del paziente viene fatto in maniera assolutamente precisa e puntuale, perché impegnare una sala operatoria per un malato chiaramente significa utilizzare risorse. Noi non andremo mai a portare in sala operatoria un paziente che non abbia chance poi di recupero, cioè la possibilità di superare l'intervento chirurgico. Sarebbe alla fine uno spreco di risorse. Allora, professor Zanus, parlando di giovani, quello che mi preoccupa è che molti giovani bevono troppo. Bevono troppo, iniziano a bere a 10 anni, questi spritz, adesso con questa moda dello spritz, si fanno le canne, perché bisogna dire quello che è, queste droghe che molti genitori reputano leggere, ma se tutto sommato è una canna, non va di sicuro bene sentire queste risposte. Ecco, che messaggio vorrebbe dare invece a questi genitori? Perché, come diceva lei, sì, la scuola può fare, ma il ragazzo a scuola passa 4-5 ore, poi le altre 18 dove le passa? È là il grande problema che abbiamo, e se non facciamo capire loro, ecco, l'importanza della salute e il rispetto della loro vita, tanto è vero che il direttore Benazzi ha detto che nella vita ne abbiamo una sola, dobbiamo rispettarla, dobbiamo cercare di supportarla nel migliore dei modi. Ecco, cosa vuole dire? Perché questo alcol comincia a preoccuparmi. Anche qui tanti temi, Mirella. Allora c'è il problema dell'educazione dei ragazzi, ma indubbiamente anche dell'educazione dei genitori, perché è fondamentale in un ambito familiare dove giustamente la scuola copre un arco orario importante, ma dopo resta la famiglia. Genitori che spesso lavorano, quindi c'è magari una perdita di quello che una volta era il controllo genitoriale dei ragazzi. Quindi è fondamentale educare i genitori prima ancora che i ragazzi. I ragazzi devono partire fin dalle scuole primarie a ricevere tutta una serie di informazioni. Oggi com'è cambiata la modalità di bere dei ragazzi? C'è il binge drinking, cioè i ragazzi cosa fanno? Durante la settimana sono tranquilli, a fine settimana tendono ad assumere grandi quantità di alcolici, si ubriacano, fanno il cosiddetto sballo, no? Il venerdì, il sabato, e sono situazioni molto pericolose perché possono portare al coma etilico e inevitabilmente questo va a danneggiare la funzione epatica. È una modalità di danno continuativo, cronico, periodico del fegato che a lungo andare potrà esitare non nel giro di pochi anni, ma nell'età ormai matura, magari a 50-60 anni, noi troviamo pazienti che hanno un fegato cirrotico. Quindi il problema del danno epatico è un problema assolutamente serio che non possiamo permetterci più di affrontarlo quando ormai il danno si è verificato, si è realizzato. Dobbiamo prevenire, il discorso della prevenzione che facevo prima, quindi dobbiamo intervenire molto prima. Le scuole adesso stanno cercando di portare un certo tipo di educazione, anche un certo tipo di diffusione di uno stile di vita che questi ragazzi dovrebbero in qualche modo rispettare. Ma questa educazione ai ragazzi dovrebbe poi essere associata anche a un'educazione dei genitori, che spesso magari il genitore chiude un occhio e dice ma sì dai, fine settimana concediti questo così momento, ecco, di euforia che in realtà deve essere assolutamente contenuto. Purtroppo l'assunzione massiva e importante di alcolici e anche e soprattutto di superalcolici può essere molto pericolosa per i giovani. Professore, dal suo osservatorio c'è un aumento di malattie epatiche di fronte ai giovani, anche ragazze che bevono molto? Allora, una premessa. Fino ad oggi noi abbiamo avuto una quota importante di patologia del fegato legata al virus B, al virus C, e poi ovviamente il nostro è una regione dove insomma non si beve solo acqua, di conseguenza cirrosi su base alcolica è presente. Ma il vero problema è sempre stato rappresentato dai virus, dal B e dal C. Oggi abbiamo a disposizione i nuovi farmaci ad azione antivirale che ci hanno consentito 95
95, 96, addirittura anche 97% dei casi, di bonificare il paziente dalla problematica virale. Quindi il virus B oramai è trattato, il virus C lo stiamo trattando, quindi vediamo adesso una coda di infezioni virali, quindi quei pazienti che hanno contratto il virus circa 30 anni fa, che ormai hanno sviluppato una cirrosi, e quindi questi andranno trattati magari chirurgicamente o gestiti trapiantologicamente oppure gestiti con un adeguamento allo stile di vita, ma ormai questi un danno l'hanno subito. E i nuovi malati e nuove infezioni da virus C sostanzialmente non ci rappresenteranno più un problema, cioè non creeranno più pazienti epatopatici nel futuro. Quello che invece stiamo evidenziando, il vero grosso problema, è il problema della steatosi epatica, che qualche anno fa ci si rideva sopra, no? Il fegato grasso, sì, il patè di fegato d'oca, no? Di fine anno, ecco, quindi si ironizzava con i malati. In realtà la steatosi epatica è un problema. Negli Stati Uniti, dove c'è una modalità, uno stile di vita fortunatamente diverso dal nostro, il problema è diventato importante perché il fegato grasso a lungo andare può determinare un'evoluzione in cirrosi. E questo ovviamente si verificherà anche in Italia, dove in qualche modo noi siamo un po' garantiti dalla dieta mediterranea, quindi da una modalità di alimentazione, quella trasmessaci dai nostri vecchi, che è una modalità e uno stile di vita diverso. Però anche da noi stiamo vedendo sempre più preponderante il problema della steatosi, quindi del fegato grasso, che generalmente si associa a che cosa? Poi al sovrappeso, all'obesità, all'ipertensione e al diabete. Queste sono tutte problematiche, tutti fattori, tutte comorbidità, come diciamo noi, cioè malattie che contemporaneamente vanno a danneggiare in maniera esponenziale il fisico. Quindi è su questo che noi dobbiamo agire, sul miglioramento e sul cambiamento di uno stile di vita. Dobbiamo fare formazione, dobbiamo fare informazione e soprattutto prevenzione. Prevenzione e soprattutto anche da piccoli, perché è là che ci giochiamo tutto con lo sport. Lo sport è stato inserito nella Costituzione finalmente quest'anno, anche ce l'ho qua perché la leggo sempre la Costituzione, perché è importante anche conoscere questa meraviglia che abbiamo, ma soprattutto capire che dobbiamo poi agire e anche mettere in pratica quello che è scritto. Abbiamo Bianca da Cardoneghe. Ciao Bianca. Buongiorno. 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 Senta, io... Prego, Pronto? prego. Niente, volevo parlare e chiedere al professore che parla, insomma, è un chirurgo. Mi sento dire dai politici che siamo senza medici perché hanno fatto i conti sbagliati. Questo discorso qua, è da 30 anni in più che lo sento. No? Come mai che stanno svegliandosi adesso? Perché io che ha complicato tutte le cose per chi si iscrive, chi che si prepara per fare l'università di medicina, e te manda a Roma, e te manda di qua, perché io parlo perché mia figlia si è laureata più di 30 anni fa e si è specializzata in chirurgia generale, no? Adesso per carità è ai 30 anni che lei lavora, però io dico che tutti quanti, sia professori, mi prendono in giro sempre, sempre e sempre. Grazie, grazie Bianca, sei stata chiara anche perché giochi in casa con una figlia medico. Come commenta, professore? Allora, indubbiamente Bianca ha ragione, c'è stato un problema di programmazione, quindi il numero chiuso, diciamo che poi con l'evoluzione e l'invecchiamento anche della popolazione medica, tanti medici sono andati in pensione e non c'è stato un adeguato ricambio. Chiaro che adesso l'università, l'accademia ha posto rimedio, abbiamo aumentato il numero dei posti disponibili per i ragazzi, per esempio qui iniziativa importantissima a Treviso, adesso noi abbiamo 90 matricole ogni anno. Quindi a pieno regime noi avremo 500, ci sono i 6 anni, quindi avremo oltre 500 ragazzi in formazione per acquisire la laurea in medicina. Il sistema ha reagito, chiaro che giustamente, dice Bianca, potevate accorgervene prima, purtroppo ci sono tante dinamiche nell'ambito non solo della sanità ma anche della formazione, anche nell'ambito della didattica. Comunque la reazione c'è stata, vedrete adesso che nei prossimi
anni torneremo ad avere medici a disposizione. Ecco, solo un dato recentissimo: l'altro giorno, il 29, è stato fatto il concorso da noi, concorso per un tempo determinato, quindi concorso particolare. C'erano 23 domande di 23 giovani medici che vogliono venire a lavorare come chirurghi nella Marca Trevigiana. Ce n'erano 6 o 7 che hanno chiesto proprio di venire da me a Treviso, quindi c'è fermento, vedete, in qualche modo, dicevamo prima, c'è grande entusiasmo da parte dei ragazzi. Io lo verifico a lezione perché trovo una disponibilità, un entusiasmo, una voglia di apprendere che sono veramente commoventi. Ecco, lo dico con grande fermezza. Vedo a lezione ragazzi interessati che mi chiedono di venire in sala operatoria già dal primo anno, di poter frequentare, quindi c'è voglia di apprendere e voglia di entrare in un mondo difficile quale è quello della sanità e quello della chirurgia in particolare. E mi fa piacere, professor Janus, che abbia detto questo, perché io credo molto nei giovani, anzi io sono convinta che quelli bravi, educati sono tantissimi e non dobbiamo vedere i cattivi esempi, che sono pochi rispetto a quelli bravi, ma purtroppo fa notizia il cattivo esempio, non quello buono, quello bravo, però dobbiamo credere in loro, perché se noi li ascoltassimo di più forse riusciremo ad averne anche di più. È che loro ogni tanto si fermano perché non vengono ascoltati, sentiti ma non ascoltati. E questa domanda forse Bianca la deve fare i politici più che i sanitari, perché è da là che parte tutto, sai, la famosa stanza dei bottoni, dove si cerca di capire quale percorso prendere. Allora, Presidente, come ci saluta e cosa vuole dire? Prego. Io vi saluto augurandovi un buonissimo 2024, che sia un anno di pace, questo prima di tutto per tutti, salute e serenità. Poi niente, andiamo avanti a lavorare. Come vede, noi siamo un'associazione che opera specialmente nel campo dei giovani, coinvolgiamo i giovani, però le persone che ci frequentano sono sicuramente giovani perché giustamente hanno le loro attività, i loro impegni, i giovani. E noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per coinvolgerli e per fare attività che siano sempre protagonisti. Volevo collegarmi al discorso del professore, facciamo molta informazione anche sanitaria noi, formazione e informazione. Invitiamo spesso medici di qualsiasi specialità che ci vengano a parlare, poi anche informiamo le persone, diamo dei supporti anche per sapere cosa fare, dove fare, come fare. Noi siamo qui a disposizione della nostra gente, del nostro paese, e cerchiamo di fare del nostro meglio. Ecco questo. Sa, Presidente, a fine settembre, tutti mi dicevano che ero diventata matta, ho portato via 200 persone con 2 motonavi, siamo partiti da Quarto d'Altino e queste 200 persone erano formate da ragazzi difficili, da diversamente giovani e da diversamente agili, come li chiamo io. Non ci credeva nessuno, per fortuna che ho avuto l'ok dalle persone che autorizzano, con pochissimo personale, pochissimi educatori, e ho visto la cosa più bella che potessi vedere, che questa è la strada giusta. Dobbiamo metterli assieme, non dividere, non andare via solo coi diversamente giovani, non andare via solo coi diversamente agili. Questi ragazzi difficili che si sono comportati in maniera incredibilmente umana verso le fragilità, è stata una cosa meravigliosa. Li abbiamo portati in musei civici, hanno messo a disposizione, e qua ringrazio veramente la Giunta Comunale di Venezia, che ci ha dato anche il Leone d'Oro, Piazza San Marco. Siamo arrivati alle 7 di sera dalle 8 del mattino, nessuno ha detto che era stanco. Stavano ancora ballando alle 7 sulle motonavi, tutti assieme, con la disperazione delle persone a casa che dicevano cosa è successo.
con una tranquillità incredibile. Allora Presidente, se forse anche lei, e sto parlando del mondo del volontariato, invece di essere divisi cominciamo a fare squadra e non a guardare il campanile, quello più alto, quello più basso, e cercare di dare delle risposte, forse avremo meno baby gang, forse avremo meno diversamente giovani soli e forse avremo anche meno ragazzi che non sanno cos'è la disabilità, perché li abbiamo divisi. I studenti, dove io sono andata anche a Ricatti a parlare, non conoscono i CEOD, non sanno neanche cosa sono. Pensi lei, quando io ho sentito questa frase, cosa ho provato dentro di me, che per me la fragilità è una cosa veramente, dobbiamo dare il massimo rispetto e guardarla con altri occhi. Abbiamo Rina, ciao Rina! Ciao Mirella, tanti auguri di un principio buono quest'anno. Ecco, posso fare una domanda al professore? Certo. Ecco, professore, buongiorno. Ho una figlia, ha fatto il trapianto di midollo per un linfoma al 4º stadio. Radioterapie prima e anche dopo. Ha una giugulare 50% e una 80%. Un fegato con degli angiomi sulla punta inferiore, però questo angioma negli anni è cresciuto. Abbiamo aspettato 3 anni per fare questo esame a Vittorio Veneto, perché a Treviso non c'era il catetere lungo, questo mi è stato detto. Abbiamo aspettato 3 anni, è stato fatto l'anno scorso. La professoressa ha visto questi angiomi, ma ha detto che ha un fegato abbastanza buono, abbastanza. Dopo, sai, io non so i vostri termini, però mia figlia non ha un gastroenterologo che la segue, perché Padova l'anno scorso il medico, l'endocrinologo e il gastroenterologo si sono rifiutati di fare le richieste delle ricette, degli esami, del controllo. Io le chiedo, siccome Treviso è una lotteria, perché a aprile è stata operata le hanno tolto l'utero, quindi sono talmente emozionata e non mi ricordo. Tranquilla Rina, tranquilla, vai tranquilla, tranquilla. Le hanno tolto l'utero ad aprile, però ho aspettato 8 mesi prima. E a Treviso è una lotteria. Devi prepararti alle 7:30, 3 posti per 3 mesi. Basta. Stesso mai, detto un tumore per cui crepare, Treviso. Io sono sotto Treviso. Mia figlia paga, capisce il professore? Sono incassata. 2 mesi fa, siccome lei è laureata in chimica e anche ha fatto il triennio di dottorato di ricerca, ha ricevuto tanti premi come ricerca, però sa, 10 anni, capisce il professore? È venuta via, si è trovata un altro posto, ma questo posto è snervante, stancante, anche se le dico sono contenti, per carità, ma su e giù per le scale. Un giorno si sentiva sfinita e abbiamo fatto degli esami perché aveva il polso a 100 e nonostante sono passati mesi è a 100 ancora e ha delle extrasistoli. Mia figlia ha 40 anni e non so chi rivolgermi perché, come le dico, io sono una cardiopatica e penso che prenderà la via. La mia paura è questo cuore che si ingrandirà perché avendo a 100 e non so chi rivolgermi. Lei provi a prenotare una visita a Palmento anche al primario. Lo conosco che è qui da Castelfranco, capite? Io ho lavorato con suo padre,
sono infermiera professionale in pensione, capisci professore? Non so dove battere la testa, come quella volta dell'informa. Stessa cosa, 6 mesi per scoprire cosa aveva, capisci? Queste sono le cose che abbiamo, è tutto a pagamento. Lei, professore, cosa mi consiglia di fare? Perché io non conosco Treviso. Cara Rina, aspetta che ti rispondo, se no non ce la faccio. Rina, un grande abbraccio, se hai bisogno chiamaci pure senza problemi Rina, perché Rina va aiutata, va supportata, è quello che dicevo prima al sindaco, anche qui i servizi sociali, un supporto psicologico a questa donna, meriterebbe. Allora professore, naturalmente quello che può, perché ci mancherebbe. Il problema è complesso, cioè innanzitutto diciamo una cosa, che paziente ha avuto un linfoma, ha ricevuto poi un trapianto di midollo, è stata in qualche modo seguita nel tempo, ha superato una problematica difficile, quindi la sanità ha fornito delle risposte alla paziente, ecco, questo non dimentichiamolo. Dopo ci sono tutta una serie di problematiche organizzative, logistiche, di cui mi rendo conto e che purtroppo fanno parte della vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda i due problemi specifici che ha citato la signora, allora gli angiomi, se sono effettivamente angiomi, mi sento di tranquillizzare la paziente, perché gli angiomi sono lesioni benigne del fegato che vanno solo monitorate nel tempo, vanno controllate, studiate magari con delle ecografie, con delle risonanze, ma non sono lesioni a carattere evolutivo, cioè non comprometteranno mai la sopravvivenza della paziente. Quindi questo però, ho detto dall'inizio, dobbiamo avere la certezza della diagnosi. Basterà guardare la documentazione, la vediamo, sono disponibilissimo, quindi la possiamo vedere insieme. Per quanto riguarda quindi il fegato di una paziente che ha subito chemioterapia, perché un paziente con linfoma è stata sicuramente chemiotrattata e quindi sarà un fegato che in qualche modo ha superato dei momenti di difficoltà. Però ribadisco, gli angiomi non sono un problema. L'aspetto invece della tachicardia, della frequenza, la problematica di tipo cardiologico, visto che esiste una familiarità, la signora diceva di essere anche lei cardiopatica, assolutamente anche questo andrà affrontata con i nostri cardiologi. Da Castelfranco c'è il mio amico Carlo Cernetti, che è bravissimo, ci sono dei cardiologi assolutamente di eccellenza sul territorio non solo nazionale ma internazionale, per cui sicuramente potrà essere data una risposta esaustiva alla problematica. Ripeto, parliamo di una paziente che ha superato un linfoma, da quello che ho capito, quindi sicuramente è una donna molto forte, giovane, e quindi io vedo la cosa con grande ottimismo. Ecco, poi dal punto di vista epatico, se effettivamente si tratta di angiomi, quelli poi potremo addirittura dimenticarli nel tempo. Ah, che belle queste parole che ha detto il professor Zanus alla nostra Rina, che comunque verrà sicuramente monitorata. Mi impegno io, Rina, perché hai bisogno anche di supporto psicologico, che è fondamentale questo, e perciò non preoccuparti, Rina, hai fatto bene a chiamare, perché sai quanto io ci tengo alla voce del popolo, a farla sentire a questi luminari che, devo dire la verità, devo ringraziare per essere sempre presenti, per venire nella trasmissione e spiegare anche in termini anche semplici, non tecnici, quella che è la realtà del corpo umano, che diventa sempre più forte, tanto è vero che le centenarie non si contano più centenarie che centenari, siamo forti anche là. Allora grazie a Anna Ganassi, Presidente Centro Italiano Femminile di Rosà, e continui così, veramente grazie Presidente, grazie al professor Giacomo Zanus, direttore chirurgia, seconda chirurgia all'ospedale Canfoncello di Treviso, sempre grazie professore, non so cos'altro dire, grazie a voi, ci vediamo fra pochissimo, pubblicità. Anche Benazzi mi dice sempre. E vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Altin Staffa, medico neuroradiologo, l'ospedale Canfoncello di Treviso. Continueremo a parlare di sanità, dell'importanza di sapere veramente dove andare a parare, a chi rivolgersi, cosa fare. Avete sentito le telefonate, per fortuna che li ho in presenza. Saluto finalmente, indovinate chi abbiamo stamattina? Prima arrivo dal Papa che da sto sindaco, finalmente eccolo qua, Fabio Chies, sindaco di Conegliano, secondo mandato Forza Italia. Buongiorno sindaco. Voce
Non c'è il microfono? Ti vedo in piena forma, Mirella. Ciao. Sempre, sindaco, sto benissimo, più rogni e go più ben sto, non so, sono fatta sbagliata. Allora, dottore, io vorrei proprio iniziare col dottor Altin Staffa, questo medico importantissimo, stiamo parlando di un neuroradiologo, ma soprattutto queste persone che hanno chiamato il dottor Staffa che non sanno a chi rivolgersi, non so dove andare, non so chi chiamare, questi telefoni e schiaccia uno, e schiaccia due, e schiaccia tre, poi cade tutto, queste liste d'attesa. Cosa ci dice? Cosa secondo lei nel 2024 dovrebbe avvenire anche dai partiti? Ecco, abbiamo un rappresentante di un partito importante che è Forza Italia. Prego, dottore. Ma guardi Mirella, intanto buon anno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. La domanda e l'argomento è molto complesso perché stiamo parlando di un diritto fondamentale, di un meccanismo molto complesso, di un sistema sanitario nazionale istituito nel 1978, sono 45 anni quest'anno, quando l'Italia aveva 56 milioni di abitanti, solo 10% di questi aveva più di 65 anni e la stessa macchina che abbiamo progettata e fatta funzionare 45 anni fa, vogliamo che funzioni allo stesso modo, con la stessa efficacia, anche oggi, con una popolazione aumentata. Siamo 59 milioni di cittadini italiani più 5 milioni di residenti stranieri, comunitari e non comunitari che pagano le tasse e hanno bisogno del sistema sanitario nazionale, quindi 64 milioni. Di questi 64 milioni il 24%, dati recentissimi, hanno più di 65 anni, che significa maggiore bisogno di salute. Ora, i numeri contano. Abbiamo lo stesso sistema, la stessa macchina con gli stessi ingranaggi un po' consumati di 45 anni fa, con una maggiore necessità di salute nettamente superiore e vogliamo che funzioni allo stesso modo. Non si può. Non si può. Per cui c'è bisogno, prima di tutto, di rendersi conto di questo, ma di rendersi conto da cittadino, da politico e da professionista. E una volta che uno si è reso conto del problema, il prossimo passo sarà quello di cercare di capire cosa si può fare, perché non è attraverso il massimo sfruttamento di una macchina ormai vecchia che si può aumentare l'efficacia. Bisogna ristrutturare, rinnovare, investire. Allora chiedo a Fabio Chiese, sia come sindaco ma come politico, appunto il popolo ha bisogno di risposte, il popolo è stanco di colate e di cemento, il popolo ha bisogno di servizi alle persone, perché è un popolo che sta invecchiando, basta vedere la denatalità. Cosa ci dice il sindaco ma anche come politico a quello che ha detto il dottor Staffa, molto chiaro? Intanto lo ringrazio per la chiarezza nell'esposizione, perché effettivamente non possiamo nasconderci che le problematiche oggi nella risposta al cittadino ci sono, lo vediamo tutti i giorni, io lo dico da sindaco per quanto riguarda i nostri servizi sociali, ma quelli di tutti i sindaci della nostra USMA, di tutto il territorio, le richieste sono aumentate in maniera esorbitante. Sono aumentate perché i cittadini hanno bisogno di risposte e la cosa che dispiace spesso è non avere l'umanità, cioè comunque il cittadino deve trovare una risposta immediata al telefono. Dopo per le cure magari ci vuole un po' di più tempo, ma almeno riuscire ad indirizzare immediatamente il cittadino verso una possibile soluzione è il compito che abbiamo tutti noi. La cosa che dispiace, come dici te Mirella, è che ogni tanto siano rimbalzati da un call center all'altro. Questo è inaccettabile, cioè, bisogna che il cittadino abbia comunque dall'altra parte qualcuno che dia una prima risposta, che è anche un modo per attenuare il senso che può avere una persona che prova dolore o malattia in un certo momento, quel senso di isolamento e di solitudine che spesso ti pervade. Dobbiamo lavorare su questo. So che sta facendo tanto la USMA, ma come diceva prima il dottore, spesso ti trovi con una macchina che è abituata a dare risposte a un altro tipo, che deve dare risposte a una società contemporanea che è molto diversa da quella di 40 anni fa. La gente è molto più istruita, guarda molto di più i social. Questo è un bene o un male, potremmo aprire un capitolo anche su questo, perché sinceramente per quanto riguarda la medicina, la terapia, la cura, i social ogni tanto andrebbero evitati da parte anche della gente. Sì, è vero, però è anche vero, sindaco Chies, che i diversamente giovani non adoperano i social.
fanno fatica ad operare addirittura il telefonino, glielo posso assicurare, perché esatto, lo sa che io sono in mezzo alla gente e vedo, inutile che nelle RSA mi mettano i computer, mi mettano non li adopero, non lo sanno adoperare, ecco, perché? Ma non per colpa loro, perché politicamente non gli abbiamo fatti fare un percorso, come hanno fatto in altri paesi, ecco, anche europei, di questo progressivo aiuto al diversamente giovane, accompagnarlo anche tecnologicamente. Adesso non possiamo pretendere che l'80enne, il 70enne si faccia lo speed, non lo sanno fare, ma non lo sa fare neppure. Ho avuto un cardiochirurgo che ha detto: Mirella, quel giorno che l'ho fatto sono diventato pazzo, non riuscivo a farlo neanch'io. Capisce che forse la politica è andata oltre con la burocrazia, senza vedere quella che era la realtà del nostro paese. Sindaco, lei fa parte di un partito importante, questo partito deve capire che in questo momento deve vedere i bisogni delle persone, tagliare i rami secchi. Cosa ha bisogno il mio territorio? Ed è lei come sindaco che può dare questo input, perché voi siete nel territorio, non il politico che lo chiamo, quelli di Roma, e mi dicono non voglio il contraddittorio. No, glielo dico tanto perché sappia come funziona. Allora gli dico: stai a casa, chi se ne frega, vado avanti con i sindaci. Prego, sindaco. Allora, Mirella hai perfettamente ragione, ma dobbiamo cominciare noi dai comuni, come dici te, perché purtroppo a livello nazionale fai fatica a far passare questa linea qua. Ti dico solo che anch'io mi sono arrabbiato poche settimane fa perché a un cittadino di 80 anni al telefono gli dicono devi fare la prenotazione online, ma al tempo stesso che tu gli dici a questo poveretto di fare la prenotazione online, gli dici di venire in ufficio, gliela fai te e ci metti meno, no? Come dici te, non è che la burocrazia non può e non deve vedere qual è lo stato di fatto delle cose. C'è una parte dell'Italia, ma non serve andare a 80 anni, c'è gente di 60 anni che per motivi vari non ha mai utilizzato i social, non ha mai utilizzato i computer, e è legittimo che non l'abbia fatto perché il suo lavoro era un altro, ma oggi è diritto a tutti gli effetti di trovare qualcuno che con un po' di umanità faccia questo lavoro al posto suo. Abbiamo Gianfranco da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno al dottore e buongiorno signor sindaco. Gianfranco, scusa, faccio una parentesi, ti ringrazio l'altro giorno perché hai detto mio ospite quando eravate a Roma non avete fatto niente neanche voi, e hai fatto bene a dirlo perché è facile passare il cerino e tu hai fatto bene a dirglielo. Prego Gianfranco. Sì, no, ma mi scusi se faccio fare un altro picco, dopo nella risposta, siccome non c'è il contraddittorio, le potevo dire che ora si prende una lauda pensione lui e anche la moglie, perché sono tutti e due ex parlamentari. Sì. È inutile che venga qua a farci la predica a noi, ha capito il discorso, le sue responsabilità le ha anche lui. Comunque, chiusa questa parentesi. Ecco, signor sindaco, intanto complimenti come lei amministra la città di Conegliano. Ecco, io ho fiducia in lei perché è un giovane dinamico e quando si parla di riforme purtroppo tante volte bisogna essere anche impopolari. Ecco, io la stimo per quello perché dice 2 più 2 fa 4. Ecco, la riforma degli enti locali, signor sindaco, non si può tenere ancora, i campanili devono rimanere in piedi. Sa, signor sindaco, ma i comuni piccoli, ha capito, si rimettono tutto. Io si ricorda quando ho parlato con lei col PNRR, ho detto che i comuni piccoli non avrebbero preso niente. Perché non avrebbero preso? Perché non hanno le strutture. Cioè non si può, vede, non hanno le strutture e pertanto hanno preso una minima parte di queste cose. E quando si parla di riforme non si vuole entrare in merito. Cioè, volevo solo che lei tenesse per si immagini, signor sindaco, che è una vita che mi batto per i tabelloni elettorali. Fra poco lei vedrà fuori ancora, parliamo di prenotazione online, di questo, dell'altro, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, e lei, signor sindaco, fra poco sarà obbligato a mettere fuori ancora i tabelloni elettorali per le votazioni che li metteranno a destra e a sinistra, che sono, cioè, se lei fa un imposto solo nel suo comune, cosa spende per mettere fuori i tabelloni elettorali? Noi negli enti locali siamo fermi a 40 anni fa. Ecco, volevo dire, lei avrà una struttura, giustamente ogni tanto la Mirella dice che praticamente i servizi sociali fermano al venerdì e fino al lunedì non si sa più niente, i cittadini sono in balia di se stesso e poi si va a guardare lui. Ecco, anche lì se noi facciamo una riforma seria degli enti locali, uno può fare 4 comuni e tutto. Cioè, signor sindaco, ci vuole la riforma degli enti locali, daremo più servizi ai cittadini. E poi un'altra cosa, signor sindaco, che ci tengo a dire, basta con le opere in continuazione.
dobbiamo mettere i soldi anche per le manutenzioni. Guardi, se lei fa un giro per la sua provincia, signor Sindaco, non ci sono neanche mezze strade provinciali, non ci sono neanche le righe bianche, e noi qui nella Bassa Trinciana abbiamo tanta nebbia, e non c'è vede, ha bisogno di uno come lei che tiri fuori i denti e si faccia sentire. Ecco, buongiorno e grazie, buon lavoro signor Sindaco, e continui così. Grazie, davvero Sindaco, cosa si perde quando non viene? Ma dove trovo una trasmissione che fa i complimenti ai sindaci? Ma dove, Sindaco? Andate a tagliare nastri, qua dovete venire. Dottor Staffa, quello che però, prima di rispondere al nostro Gianfranco Valerico, il sindaco Fabio Chiesa, vorrei capire anche l'importanza della tecnologia in pochi tempo, ma veramente pochissimo, passi da gigante, intelligenza artificiale, di tutto e di più, poi cadiamo magari su altre cose, però il mondo sta andando avanti, è un passo accelerato anche per voi che vi permette di operare in maniera incredibile o di vedere delle cose in maniera incredibile senza pure fare interventi veramente incisivi. Prego. Assolutamente, guardi Mirella, quando nasce un bambino in Cina l'augurio è che tu possa vivere in tempi interessanti. Allora, per quello che riguarda la parte della medicina che io vivo da professionista, io vivo in tempi interessanti, perché si tratta di una specialità, la neuroradiologia, che è fortemente sviluppata su una dimensione tecnologica che esattamente negli ultimi 10-15 anni ha fatto passi da gigante, dal trattamento dello stroke, dell'ictus acuto, dal trattamento delle fratture vertebrali con piccole protesi, dal trattamento delle ernie discali con sistemi a laser mini-invasivi, dalla diagnosi dei tumori, dalla diagnosi di una serie di malattie, sclerosi multipla, patologie croniche. Quindi sì, è così, e tra poco, anzi è già entrata, ma tra poco diventerà routine, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Noi utilizziamo già dei supporti che hanno una valutazione semi-quantitativa automatica, dove rimane ancora estremamente importante la nostra valutazione, cioè quella del medico umano, però siamo alle porte di una nuova rivoluzione. Ci fu la rivoluzione industriale, adesso c'è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Tutto questo però credo che meriti almeno due riflessioni. La prima: tutta la società, non soltanto la medicina, tutta la società deve prepararsi a questa rivoluzione. E qui torniamo indietro al discorso della prenotazione online. Mirella, non si può più discutere su questo. È vero che c'è una parte della popolazione che fa fatica, ma il resto della popolazione deve fare in modo, anzi le istituzioni, devono fare in modo che queste persone non rimangano indietro. Non è riducendo la dose di digitalizzazione che veniamo incontro alla parte delle persone che non sono ancora in grado di farlo, e aiutando queste persone ad approfittare dall'enorme valore che la digitalizzazione, l'informatizzazione, la tecnologia sta dando alla nostra vita. Sì, però facciamo una parentesi, dottor Staffa, è vero quello che dice lei, però io delle volte parlo anche con i tecnici e dico si potrebbe semplificare molto di più, certo, ma perché continuate a fare delle cose veramente incredibilmente difficili quando c'è un'altra strada che è più facile, che è la semplificazione? È questo certo, che io voglio benissimo. mandare. Se andiamo nella Luna, fate le cose più semplici, che siano veramente capite e gestite in maniera diversa dalla popolazione. Perfettamente d'accordo. La tecnologia, come qualsiasi altro mezzo, è veramente efficace quando serve tante persone. Ma il problema non è la tecnologia, è l'applicazione della tecnologia, come per tante altre cose. Anche poi lo potremmo applicare anche al mondo legale, cioè il problema non è la legge, è l'applicazione della legge. L'altra riflessione di cui parlavo prima, che è d'obbligo farla, è tutta la dimensione etica che la tecnologia, l'intelligenza artificiale, questa grande rivoluzione che può potenzialmente migliorare radicalmente la nostra vita, non può essere tralasciata la dimensione etica. La dimensione etica in questo contesto significa accompagnare la dimensione umana in ogni passo di questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale, della rivoluzione tecnologica, perché soltanto in questo modo l'interfaccia umana tra la tecnologia e l'utente potrà fare sì che tutto il valore della tecnologia si trasmetti e sia applicata nella vita di tutti i giorni in modo efficace. Però, dottor Staffa, è anche vero che noi sappiamo pochissimo di questa parte importante che è il cervello, e qui mi riallaccio al discorso che abbiamo fatto prima col professor
Janus, questi giovani che bevono molto, alcolici, superalcolici, ecco, fumano molte droghe, ma sono droghe leggere, sono delle canne. Ecco, a livello cerebrale invece qual è il problema, dottor Staffa? Ma guardi Mirella, io faccio questo mestiere ma non ho la presunzione di conoscere il cervello umano, che rimane insieme all'anima il mistero più grande umano, d'accordo? Per cui noi siamo in questo momento a comunicare per quello che possiamo ai nostri telespettatori, ma non abbiamo la pretesa di avere la verità. Però fanno male questi. Fanno male, decisamente fanno male, e più l'utilizzatore è giovane, più il danno è maggiore, perché stiamo parlando di un periodo dello sviluppo della persona, dell'essere umano, dove si vanno a compromettere tutti i meccanismi della plasticità, di recupero, di compensazione che nei decenni successivi della vita ci saranno utili a intervenire quando avremo anche altri problemi fisiologici, parafisiologici, la vecchiaia, tutto quello che vuoi. Per cui sì, l'abuso di qualsiasi sostanza è per definizione un male. D'accordo? Sindaco, allora come rispondiamo al nostro Gianfranco Valeri da Cessalto, che ha posto dei quesiti anche tecnici ma politici, ecco, su questi investimenti che si dovrebbero fare per aiutare? Prego. Ma innanzitutto ho posto dei quesiti assolutamente intelligenti e giusti, perché quando si parla di riforma degli enti locali è assolutamente necessario farla, perché se noi non facciamo una riforma degli enti locali non saremo più in grado di dare risposte ai cittadini. È come si diceva prima per la sanità, no? Se tu hai una macchina che ha oltre 40 anni puoi adattarla, puoi sicuramente modificarne delle parti, ma non otterrai mai una macchina completamente efficiente. Stessa cosa per gli enti locali. Oggi noi abbiamo molti investimenti che possiamo fare con il PNRR, lo possono fare, a ragione quello che ha detto, solo i grandi comuni, perché hanno una struttura che è stata in grado di intercettare i fondi. Io dico per esempio Conegliano, uno dei comuni, si sa che ha intercettato i fondi maggiori, ma non basta la parte politica, ci vuole la parte tecnica che sia in grado di supportare. Cessalto, un sindaco bravissimo che è Emanuele Crosato, una persona meravigliosa, ma sicuramente se hai 8 o 10 dipendenti invece dei 200 dipendenti che può avere il comune di Conegliano, capisci benissimo, Mirella, che la differenza. Cioè bisogna che quando si parla di fondi strutturali come questi ci sia la possibilità di agire su aree vaste, cioè bisogna che i comuni possano mettersi assieme e ragionare di progetti sovracomunali, perché se ci fermiamo ogni volta a ragionare di progetti comunali vedremo sempre la differenza tra un'amministrazione e l'altra, che non è neanche corretto, perché magari c'è un sindaco che si danna l'anima da mattina a sera, ma ripeto, ha 10 dipendenti e sicuramente non può fare quello che possiamo magari fare noi, e questo non è assolutamente corretto. Ha detto benissimo tra l'altro un'altra cosa, anche se non me lo chiedi te, tu sai come la penso io rispetto all'elezione dei parlamentari. Non è possibile che i parlamentari non siano legati al territorio, io lo dico in continuazione, l'ho detto negli ultimi anni, sarà per quello che non tutti mi vogliono bene politicamente, ma lo ripeto ancora una volta, se non rimettiamo le preferenze e se i parlamentari non sono costretti a stare sul territorio per essere rieletti, inevitabilmente avremo gente che risponde alle segreterie romane a Roma e non risponde al territorio. Allora andiamo a vedere anche questo servizio De Carlo Chiesa in politica, andiamo a sentire. È una festa che noi siamo abituati a fare ogni anno, certo che quest'anno è esplosa in termini di numero di aderenti, siamo quasi 400 persone che fanno parte della società civile. È un Babbo Natale sempre più azzurro, quello che incanta la politica regionale, ma qui lo spirito delle feste c'entra poco. I numeri della tradizionale reunion natalizia organizzata a Ponte della Priula da Fabio Chiesa, coordinatore trevigiano di Forza Italia, lo dimostrano. Le praterie oggi stanno al centro. Lo spazio è enorme, è uno spazio al centro, uno spazio di credibilità, è uno spazio in cui bisogna convincere la gente a tornare a votare. Chiesa non fa nomi, ma è chiaro che i disillusi della Lega siano i benvenuti. Peraltro nel giorno in cui Flavio Tosi replica con una carezza a una polemica sollevata dall'assessore regionale leghista Roberto Marcato, che segnalava ai parlamentari veneti il mancato finanziamento del credito d'imposta della ZLS del Porto di Venezia. Ci sto lavorando con Tajani, ha detto di fatto Tosi. Quella di Marcato è una motivata sollecitazione. Tosi che
sul terzo mandato è ai ferri corti con Zaia, forse la settimana più tesa. Luca De Carlo, numero 1 dei meloniani, osserva, ma fino a un certo punto. Tra due litiganti spero sempre che goda il terzo. Altre sono le priorità del momento, dice De Carlo da Treiu: legge di bilancio, tutela del Made in Italy, rapporti con l'Europa. Sul terzo mandato occorre leggere fra le righe, ma neanche più di tanto. E credo che dopo aver governato bene per tanti anni si possa anche pensare di dedicarsi non solo ad altro, ma anche di capire se ci sono altre energie disponibili sul territorio che magari riescono a dare nuova linfa. Insomma, non credo debba essere per forza la legge a disciplinarle, ma credo che sia l'opportunità politica, il buon senso, gli stimoli che ciascuno di noi può o non può avere. Allora, noi abbiamo copiato dall'America i centri commerciali, perché noi copiamo sempre le cose che non servono, che proprio non servivano. Invece non riusciamo a copiare qualcosa di buono, che dopo 2 mandati si cambia aria. Qualcuno dice, ma se è bravo è giusto che continui, ma quanti di bravi ne abbiamo? Vogliamo provare anche quelli nuovi bravi che li abbiamo, sono competenti, oppure lasciano il paese perché nessuno dà loro risposte? Perché l'aria fresca fa sempre bene. Al mattino io quando mi alzo apro sempre tutta la casa, perché l'aria fresca è molto importante. Vogliamo portare un po' di aria fresca anche in politica? Fabio chiese che ormai sarebbe utile veramente sentire questa aria fresca, indipendentemente dai bravi, ma guardate che ne abbiamo tanti di bravi, vogliamo provarli? Prego, sindaco. Candidato nei vari comuni, tanta gente giovane, lo sai, qualcuno fa il sindaco oggi e questa è la cosa più bella che puoi lasciare. Io penso che la legge vada sempre rispettata. Faccio il caso mio, noi abbiamo 2 mandati da sindaco, adesso so che passerà probabilmente a breve la legge per un terzo mandato fino a 15.000 abitanti, questa è la proposta. Per quanto riguarda me rimarranno 2 e penso che non farò certo una battaglia per avere il terzo, nel senso che, come dici te, ci può essere altra gente anche più brava di me che farà il sindaco dopo, come ce n'è stata prima. Penso che alla fine ognuno fa il meglio che può nel tempo che dedica alla politica e all'amministrazione. Io ho fatto il sindaco, ho avuto il privilegio di fare adesso il secondo mandato, lo farò al meglio delle mie possibilità, dopodiché mi dedicherò a altro. Questa è la normale vicissitudine della vita. Quando si ricopre un incarico si sa quali sono le regole, quali sono i limiti. Quando io ho fatto il sindaco sapevo che non avrei avuto più di 2 mandati, per cui mi accingo adesso ad arrivare a metà del secondo mandato, spero di finirlo e portare a termine le opere, dopodiché toccherà a un'altra persona. Senta sindaco, Forza Italia nel 2024, ecco, cosa prevedete? Ecco, ci sono le europee, saranno veramente un termometro molto importante, l'ago della bilancia, prego. Ma le europee sono una votazione strana, tutti dicono che sarà un termometro, io spero solo una cosa, che non ci sia l'astensionismo che penso ci possa essere in un'elezione di questo tipo. Ci stiamo avvicinando al 50% di astensionismo anche alle politiche. Ecco, spero che questo non sia il dato delle europee, anche se gli indicatori sembrano andare in direzione opposta. Per quanto riguarda il nostro partito, la cosa importante è riportare la gente a votare. Si parlava della cena di Natale che avevo fatto nel servizio, ed è una cena di Natale che non è solo legata al partito, ma era legata a tutte quelle componenti civiche che in provincia di Treviso sono una parte maggioritaria, per cui eravamo oltre 10 sindaci, quasi 400 persone. Sono quei momenti di aggregazione che devono darci la linea, perché è inutile chiedere il voto alle persone se non si sa per cosa lo si chiede, no Mirella? Poi la gente ti chiede anche, ti deve chiedere conto del mandato elettorale che ti dà, perché altrimenti finiamo sempre per non dare risposte. Io penso che prima la gente vada ascoltata, vadano stesi programmi elettorali seri e poi si cerchi di mantenerli. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Pronto? Sì, prego, ciao. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e buon anno di serenità e salute prima di tutto Mirella, per tutti quanti. Allora volevo dire ai tuoi ospiti, è giusto il digitale più veloce, la tecnologia, finché abbiamo la testa a posto, poi quando subentra la Teresina, la chiamo io, cioè l'Alzheimer, e quelle schede non servono più, quanta plastica c'è in giro dopo, perché noi diversamente giovani abbiamo ancora quello di andare coi soldi, con la moneta, perché adesso vogliono tutti per email e qua e là.
non puoi prenotare su niente perché ti dicono mi mandi una email. Ma chi non è pratico, chi non ha il computer deve chiamare i figli sono a lavoro e dopo sai anche loro non hanno tanto spazio per andare dietro ai genitori. È tutto un scombussolamento. Questa tecnologia scombussola ha fatto anche del bene, però ha scombussolato tanto, insomma, ecco. Vi auguro un buon anno di tanta salute a tutti, vi ringrazio. Grazie a te Giusy, in effetti è quello che dicevo io, forse perché io sono molto vicina anche specialmente il mercoledì a questi diversamente giovani che veramente non ce la fanno se non vengono supportati. Poi so anche, io scusatemi, ma sono temi delicati, perché fare lo SPID vuol dire dare tutti i tuoi dati a persone che magari non conosci, cioè non è così semplice come la fanno questa storia se non hai veramente una famiglia che ti supporta, sono dati sensibili, io non so cosa hanno pensato di fare, ecco anche qua di trovare una soluzione diversa da come fare questo SPID. Però dottor Staffa, la mia domanda è anche questa, i medici, molti medici che vanno all'estero, dei geni veramente meravigliosi, lei cosa si sente di dire? Lei è giovane, medico, ecco lei è arrivato nel nostro paese, giusto? Sì. Si è laureato e poi ha deciso di rimanere qua. Fissato qua, ecco cosa dice questi ragazzi che vanno via perché non trovano risposte. Abbiamo sentito questi laureandi anche per trovare una stanza, la difficoltà, perché anche questo vuol dire incentivare. Sindaco, forse per questo non vota più, perché non ha risposte, forse anche là dobbiamo pensare. Prego dottore. Allora Mirella, anche questo è un fenomeno molto complesso. Sì, non so se il mio specifico esempio possa essere preso come tipico, però io sono arrivato 28 anni fa in Italia, mi sono laureato a Bologna, mi sono specializzato a Bologna, mi sono innamorato di una trevigiana, sono venuto qua a lavorare, mia moglie fa il medico anche, conosco molto bene il contesto ospedaliero, avendo lavorato in 3 grosse aziende. E noi stessi, cioè io e mia moglie, abbiamo ricevuto periodicamente delle offerte per andare all'estero. Ci fu un momento quando seriamente abbiamo considerato la possibilità di lasciare l'Italia. Io non sono nella posizione di poter consigliare nulla ai colleghi, però potrei dire, perché questo non è il posto dei consigli, è la piazza delle opinioni. Mi sento di dire che questo è un mondo ampio e libero dove ognuno deve trovare la posizione dove è felice dal punto di vista umano e professionale. Il problema non è dei giovani che se ne vanno, il problema è di quelli che restano, perché una popolazione, una nazione senza nascite e con un'immigrazione dei giovani diventa povera. Per cui non bisogna prendersela con i giovani. I giovani hanno l'energia nel corpo, hanno il fuoco nel cuore, vanno dove devono andare e dove si trovano meglio. E sono i politici, è il sistema sociale che deve fare in modo che loro rimangano. Le energie professionali e umane sono della fascia 20-50, d'accordo? Oltre i 50 uno può insegnare, dopo i 65 abbiamo preso la brutta abitudine di chiamarli diversamente giovani, ma è bello anche dire anziani, perché fa parte della vita, ma non possiamo depauperarci dei giovani, perché altrimenti ci troveremmo qua in un altro contesto a discutere dell'ulteriore depauperamento demografico, sociale e culturale di un paese quando dovevamo già pensarci prima. I giovani se ne vanno, certo che se ne vanno, devono andare perché devono andare dove si sentono più valorizzati e questo paese ha perso l'appeal da questo punto di vista e questa è la colpa dei politici. Ce n'è uno in ascolto, non credo che sia sicuramente quello peggiore, anzi sento parlare molto bene, ma è il sistema sociale che deve adattarsi ai giovani, non viceversa. È molto chiaro e la ringrazio di aver detto questo, dottor Staffa, perché fa capire che forse questi uomini sono laureati, che hanno studiato qui in Italia, si sono fermati perché c'è anche una cosa importante, la passione del proprio lavoro, però la passione di trovare anche l'altra metà su un paese, ti fermi perché ti innamori, metti famiglia. Ma la valorizzazione della famiglia è tenuta in considerazione dalla politica, Sindaco? Mirella, ci vorrebbe 2 trasmissioni per dare una risposta alla tua domanda. Lo sappiamo tutti che i problemi ci sono tanti. Ha ragione
il dottore, il nostro non è un paese appetibile per i giovani. È anche vero che nessuno va via volentieri, cioè se trovassero qui la possibilità di esprimersi e essere valorizzati sicuramente rimarrebbero, anche perché se un giovane va via e fa un'esperienza anche professionale all'estero, penso che sia un arricchimento. Il problema è che non vanno via solo per fare un'esperienza professionale, vanno via e rimangono via, fanno famiglia, rimangono all'estero, e questo impoverisce anche tutto il nostro sistema sociale, perché poi abbiamo, come vedi anche te, tanti anziani che non hanno un problema magari economico, come invece ne hanno molti altri, ma hanno un problema di solitudine. Alla fine, anche se economicamente stai bene, ma tutta la tua rete di parentele, di figli è all'estero, inevitabilmente il problema sociale si ripercuote. Noi abbiamo tante persone che chiamano o che siamo andati a incontrare anche solo per solitudine o perché si sentono abbandonati. Questo è un grosso problema di un paese come il nostro, che, ripeto, non è un paese attrattivo. Oggi ogni politica che tu fai viene attuata 10-20 anni dopo, per cui il problema era proprio di lungimiranza politica. Oggi ci ritrovi a pagare lo scotto di scelte del passato che sicuramente non si sono rivelate positive. Questo è sotto gli occhi di tutti. È anche vero che una gran parte di coloro che si sarebbero dovuti occupare di politica non l'hanno fatto, perché Mirella, bisogna dire anche questo, no? Tutti si lamentano, ma della politica chi si è occupato? Nel nostro nord-est solitamente la maggior parte delle persone che avevano capacità si sono occupate del proprio lavoro, di creare le proprie relazioni personali, ma non si sono occupati molto della cosa pubblica, e questo bisogna dirlo, perché se siamo arrivati a questo punto forse perché molti dei migliori non hanno visto nella politica una cosa da perseguire, mentre noi dovremmo avere a livello politico i migliori che guidano il paese, non dovremmo avere quelli che non sanno più cosa fare. Sì, ma siete voi delle segreterie politiche che dovete mettere i migliori, sindaco, e non... Sì, ma i migliori, no, perché veramente, Mirella, sindaco, se non mettete le brave persone Mirella, e quelle veramente competenti, poi trombate li mandate in Europa e dopo ci lamentiamo dell'Europa. Ciao, sindaco, allora. Mirella, siccome sono scomodo, mi piace dire le cose come stanno, io dico: quanti dei miei migliori amici che fanno i professionisti farebbero politica? Nessuno. Perché se tu gli chiedi di fare politica a una persona che ha un proprio lavoro, che ha una propria carriera politica, nessuno rinuncia a 5 anni della propria carriera politica o 10 anni della propria carriera politica per scendere in un agone politico dove per la maggior parte del tempo sei additato come una persona che vive sulle spalle degli altri, giusto? Sei comunque il capo espiatorio di tutto. Io penso che non sia facile, la politica va rivalutata a 360 gradi, cioè se noi vogliamo che i migliori si occupino di politica, bisogna dire che la politica è una bella cosa, che fare politica è il più alto servizio che si può dare allo Stato. Dobbiamo tornare a insegnare nelle scuole che la politica è una bellissima cosa. Non dobbiamo a casa ogni giorno dire ai nostri figli o a chi conosciamo che la politica è una brutta cosa, che chi fa politica è un corrotto. Sindaco, forse sarebbe una bella cosa se vedessimo in Parlamento più operai, più artigiani, più commercianti, più piccoli industriali che non commercialisti e avvocati, sindaco. Forse allora qualcuno si avvicinerebbe di più, qualche medico bravo come li abbiamo, che hanno le idee chiare, anche qualche sindacalista magari bravo, di tutti i partiti parlo, e allora ecco, forse gli ambientalisti, ecco, queste persone che si battono, soprattutto i giovani. Allora, dottore, come ci saluta e cosa vuole dire? Ecco, un appello che vorrebbe fare a questa popolazione che ha voglia di capire, anche questi diversamente giovani che lei chiama anziani, io invece li chiamo diversamente giovani perché mi piace tanto, perché hanno gli occhi sempre che brillano, ecco, la pelle invecchia ma l'occhio rimane bello vispo. Cosa dice a queste persone che la stanno ascoltando? Ecco. Ma allora, io vorrei dire che non bisogna mai perdere la speranza a priori, perché ci sono periodi difficili per ogni società, perché ci sono stagioni diverse per ogni società. Usciamo da una crisi importante, una crisi che non ha interessato solo l'economia. Voi nelle televisioni parlate troppo di economia, ma la crisi è onnicomprensiva, è umana, e in momenti, quando si esce dalla crisi, si esce feriti. E queste ferite che portiamo dietro un po' tutti noi dal punto di vista antropologico, per un po' di tempo dobbiamo fare i conti con questi. Bisogna rendersi conto che usciamo feriti, ma questo è un paese che ha dato filo da torcere al mondo, ha dato momenti di ispirazione profonda, ha dato esempi al mondo, per cui non si può perdere la speranza.
e dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale. Questo è il paese della cultura e che deve trovare la sopravvivenza in questa radice profonda. È il bello che salverà il mondo, si diceva una volta, e non si può dimenticare di questo. Per cui il messaggio è quello di un messaggio di speranza e di non mollare. E una cosa che fa molta paura sono questi ictus, anche in persone molto giovani. Ultimamente ne abbiamo sentiti parecchi, ecco, che stavano benissimo. Ma è vero che stavano proprio così bene, oppure qualche controllo, qualche prevenzione bisognerebbe farla? No, i controlli sicuramente sono sempre utili. Ogni azienda sanitaria ha i suoi percorsi di prevenzione. Gli ictus sono sempre esistiti. Io vengo da una reperibilità di 72 ore e proprio ieri abbiamo avuto una signora giovanissima di 41 anni con un ictus emorragico che siamo riusciti a fare il massimo per lei, un aneurisma rotto. Quello che c'è di nuovo è la maggiore consapevolezza, perché la medicina è in grado di diagnosticare prima e di più, e anche capace di curare di più. Tutto questo aumento quantitativo e qualitativo del fenomeno ha aumentato anche la percezione della problematica nelle persone, per cui non è che ci sono più ictus, c'è più consapevolezza del problema e c'è anche più necessità di prevenire. Però, tornando all'inizio, la tecnologia sta facendo passi da gigante e a questo bisogna associare l'educazione della popolazione. Mi fa piacere che prima il professor Zanus, adesso io, e io spero che ci siano altri colleghi invitati da lei qua e in tutte le televisioni, per fare educazione della popolazione, perché non si possono lasciare le persone al dottor Google, altrimenti si vanno disastri. Esatto. Per cui l'educazione aumenta anche la consapevolezza della problematica. Ha fatto bene a dirlo, perché molti appunto con questo dottor Google hanno esagerato un pochino, sì. E basta vedere cosa è successo anche con i vaccini, con l'ultimo vaccino, per capire che questo fai da te, mi informo, il passaparola non può andare bene, no. Ma dobbiamo affidarci a delle persone brave e competenti. Però una cosa che volevo capire anche questa mattina, quanto importante è la prevenzione, dottore? È fondamentale. Ecco, qua dobbiamo... È fondamentale, si è sempre detto prevenire è meglio che curare, erano i principi, sono i principi della medicina, ma è meglio anche dal punto di vista dell'economia sanitaria, perché la prevenzione costa meno della cura e ci sono diversi percorsi di prevenzione, dal tumore al seno, salute della donna, in ambito di diversi tumori, vedi il tumore della prostata, il tumore del colon retto, per cui la prevenzione è fondamentale. Bisogna lavorare molto sulla prevenzione per ridurre la pressione dei malati. Una prevenzione oggi significa più salute tra 10 e 15 anni. Pochi secondi per salutarci, Sindaco Chies, prego. Ciao Mirella, grazie a tutti, è sempre una bella discussione tra di noi. Tra l'altro grazie anche perché mi fai cominciare, come hai detto te, l'anno con qualcuno che ti ringrazia per quello che fai. Io ringrazio voi, scusa se ogni tanto non è facile incrociarci, però grazie per quello che fai quotidianamente per tutti quanti. Continua a battere come fai sempre, tanto non devo dirtelo perché lo fai comunque. Ciao Mirella e un saluto al professore. Grazie al sindaco Fabio Chies, sindaco di Conegliano, secondo mandato Forza Italia. Ecco, speriamo che queste segreterie politiche capiscano l'ascolto che devono fare a questo popolo che ha sempre dato tanto e che ha ricevuto molto poco. Grazie anche al dottor, al team staff, medico neuroradiologo al Cafoncello di Treviso. Grazie a voi. Grazie. La posta di Mirella. Это те самые ребятки, о которых я вам говорила. Смотрите.
Какая она чудесная, Господи. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway more, like a flower bending in the breeze. Burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. I'm gonna tell her Mary about Uncle John. He sings in the blues, but he has another one, oh baby. Yeah, baby. Oh, baby. Now there'll be some fun tonight. Yeah. Well, Uncle John Sally has a lot on the ball. Nobody cares if she's a little John, oh baby. Yeah, baby. Oh, baby. Now there'll be some fun tonight. Yeah.